Buongiorno, ben ritrovati, ultimo giorno dell'anno, lunga diretta come sempre ovviamente di Antenna 3 Nord-Est, una diretta che vi accompagnerà fino alle 14:30 e che oggi si apre con una notizia che in qualche modo era nell'aria da diversi giorni. Oggi c'è l'ufficialità, questa mattina alle 9:34 è morto Papa Emerito Josef Ratzinger, è deceduto e andiamo subito a vedere le immagini che lo ritraggono nella sua visita a Lorenzago nel Bellunese, ritratti dalle nostre telecamere. Ratzinger aveva 95 anni, l'annuncio è arrivato dal direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni. Con dolore informo che Papa Emerito Benedetto XVI è deceduto nel monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Il corpo di Ratzinger, informa la Santa Sede, dalla mattina di lunedì 2 gennaio sarà nella Basilica di San Pietro per il saluto dei fedeli. Sacerdote dal 1951, fu cardinale nel 1977, eletto Papa il 16 aprile del 2005. Ricorderete la scelta di dare le dimissioni volontarie 8 anni dopo, era l'11 febbraio del 2013, quando Ratzinger rinunciò al papato. Era nato in Baviera nel 1927, a 12 anni era entrato in seminario, nel 1939 fu ordinato sacerdote insieme al fratello maggiore, nel 1951 aveva 24 anni, fu arruolato nell'esercito durante la seconda guerra mondiale ma non fu mandato al fronte. Successore di Pietro, 264esimo Papa, assunse appunto il nome di Benedetto XVI. Ecco nelle immagini, guardate, Josef Ratzinger, Papa Emerito, che saluta la folla, ringrazia la folla della sua presenza. Siamo a Lorenzago di Cadore, la storica sede estiva dei papi, e anche la stampa nazionale ovviamente ricorda Ratzinger e dà in prima pagina la notizia. Questo ad esempio è il sito di Repubblica: morto Ratzinger, Papa Benedetto XVI, la salma sarà esposta dal 2 gennaio a San Pietro. Poi ovviamente anche il Corriere: addio a Benedetto XVI, il primo Papa Emerito, e i vari video postati ovviamente con lo storico abbraccio a Castel Gandolfo con Papa Francesco, il Papa che appunto arrivò dopo la sua rinuncia. Dunque si apre questo ultimo giorno dell'anno con questa notizia che sconvolge tutti, e in queste ore si stanno moltiplicando i commenti di cordoglio. Stiamo raggiungendo il vescovo di Vittorio Veneto, saremo anche dal patriarca Moraglia per raccogliere le loro dichiarazioni e il loro ricordo di Papa Emerito Benedetto XVI. E poi c'è un'altra notizia di cronaca che questa volta ci porta in Friuli Venezia Giulia. Siamo a Udine, c'è stato un incendio nella notte in una comunità di accoglienza per minori. Sentiamo il servizio di Cristian Arboito. Purtroppo un ragazzo minore di 17 anni è deceduto. Una giovane vittima, un ragazzo albanese, 2 persone ustionate. È un bilancio tragico quello dell'incendio scoppiato intorno alle 2:30 della scorsa notte in una struttura di Santa Caterina di Pasian di Prato che ospita la EDIS, una onlus attiva nell'affidamento di minorenni. L'allarme è stato lanciato dai vicini di casa quando le fiamme stavano divorando il secondo piano e il tetto dell'edificio. Sentivamo le urla dei ragazzi ma non potevamo intervenire. Qualcuno si è lanciato dalle finestre, la testimonianza della figlia della responsabile della struttura che dormiva in un appartamento attiguo. Siamo sconvolti, non sappiamo cosa sia accaduto. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco e il personale del 118. Gli equipaggi sanitari sono riusciti a salvare un ragazzo di 16 anni, trasportato poi in volo al centro grandi ustionati di Verona in gravissime condizioni. Si tratta di un ghanese. Ustioni anche per il direttore dell'ente, che si trova ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Nulla da fare invece per il giovane albanese, trovato già senza vita. Spente le fiamme che, partite dal primo piano, hanno successivamente coinvolto quasi l'intera struttura, i pompieri sono impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dello stabile e del tetto. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento, con i vigili del fuoco che stanno operando accanto a carabinieri e polizia di Stato. E
Poi c'è un'altra notizia, in qualche modo, che vi abbiamo annunciato ieri, la circolare del Ministero che parla di possibile pandemia imprevedibile. Il Covid starebbe rialzando la testa, colpa forse della nuova variante, e sono partite le nuove misure con i tamponi per chi arriva dalla Cina in aeroporto, con la possibilità, l'eventualità di poter reinserire le mascherine al chiuso, addirittura il lavoro agile. Alla luce dell'aggravarsi della situazione in Cina, il Ministero della Salute ha diffuso le indicazioni in caso di significativo aumento dei contagi da Covid, parlando appunto, come vi dicevo, di pandemia imprevedibile. Il Paese si prepari. Di questo vogliamo parlare in apertura. Abbiamo con noi il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano. No, mi dicono dalla regia che il professore non è ancora arrivato, ma lo stiamo attendendo. A lui ovviamente dobbiamo fare diverse domande, capire la variante Grifon, che tipo di variante è, qual è l'indice di virulenza e quanto è diffusa oggi nel nostro territorio. Sappiamo che in prevalenza è diffusa la variante Omicron. Tutte le notizie le ha date ieri il presidente Luca Zaia nel corso della conferenza stampa, in cui in qualche modo ha voluto raccontare e presentare ai veneti i dati della circolare arrivata dal Ministero. Allora lo anticipiamo e ve lo facciamo ascoltare. To be quiet, cioè stiamo tranquilli, niente panico, no panic. Rispetto al vertiginoso aumento di casi Covid in Cina, nella conferenza stampa di fine anno il presidente del Veneto Luca Zaia usa parole di rassicurazione, sebbene dal Ministero della Salute arrivino segnali di allerta elevata. Il nostro paese deve prepararsi ad affrontare un inverno in cui si potrebbe osservare un aumentato impatto assistenziale attribuibile a diverse malattie respiratorie acute, prima fra tutte l'influenza, e alla possibile circolazione di nuove varianti di Covid, si legge nella circolare diffusa nelle scorse ore. Tra le azioni indicate in caso di peggioramento della situazione epidemiologica, il Ministero cita l'uso delle mascherine al chiuso, smart working e riduzione degli assembramenti, e alle regioni chiede di verificare ed eventualmente aumentare posti letto e personale, il tutto in prospettiva, non in base alle attuali esigenze. L'evoluzione è che oggi possiamo dire ufficialmente, ne parlavo stamattina in una riunione con la dottoressa Russo, stiamo parlando di sottovarianti dell'Omicron, quindi siamo ancora in questo ambito. Ovvio che la Cina è grande, ragazzi, c'è un continente di fatto, però ad oggi siamo in un ambito di assoluto accompagnamento. Ma l'attenzione rispetto a quello che accade in Cina è molto alta. In alcune zone può circolare un certo tipo di virus, in altre può circolare un altro tipo di virus. Questo è quello che noi dobbiamo tenere sotto controllo. Quindi al momento stiamo anche valutando quello che la Cina sta cominciando a caricare nella banca dati internazionale, ed emerge solo questo tipo di variante. E noi abbiamo allertato e abbiamo i punti tamponi negli aeroporti, quindi non soltanto quelli che vengono attraverso voli diretti, che erano soltanto Malpensa e Fiumicino, ma tutti gli altri. Giornalmente cercheremo di vedere, anche per avere una dimensione del problema, però al momento insomma mi pare che sia tutto abbastanza sotto controllo. La norma che impone l'obbligo di sottoporre a tampone negli aeroporti i viaggiatori in arrivo dalla Cina è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, un'escalation di provvedimenti che suggerisce cautela anche guardando ai festeggiamenti del Capodanno. Non c'è nessun limite rispetto alle feste e agli assembramenti, poi ognuno usa il buon senso, cioè se una persona ha il raffreddore e non ha ancora fatto il test, magari eviti di andare in mezzo a un gruppo di persone in un ambiente chiuso, e così evitiamo di infettarle tutte. Professore Fabrizio Pregliasco, buongiorno, ben ritrovato, grazie per averci raggiunto in questo ultimo dell'anno in cui purtroppo torniamo a parlare di coronavirus. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo appena sentito in chiusura di servizio il presidente Zaia che diceva: per queste feste non ci sono limiti, ma torniamo a fare appello al buonsenso. Ci delinea qual è realmente il quadro in questo momento e che cosa ci potremo aspettare? Allora, io credo che in questo momento la situazione è abbastanza tranquilla, anche se il virus circola. Purtroppo in quest'ultima settimana 706 morti censiti. I dati poi sul numero di casi ovviamente sono sottostimati, sappiamo che molte persone schivano poi la notifica, però anche qui i dati concreti, quindi quelli dei ricoveri e delle terapie intensive, sono in lenta diminuzione. Quindi di fatto l'onda di salita che abbiamo subito durante
quest'inverno, combinata alla copresenza di un'ondata, in questo caso di virus influenzale, che dopo 2 anni ha, come dire, recuperato abbondantemente ciò che non ha fatto negli ultimi 2, ci sta, come dire, facendo vedere una situazione, diciamo, che nel breve periodo dovrebbe essere tranquilla. Il tipo di virus che circola in Italia, in Europa, ma nel mondo, tutto sommato fa parte della famiglia di Omicron e delle sottovarianti di Omicron, anche in particolare la famosa XBB, che ci inquieta un po' per la capacità di schivare le difese immunitarie. Quello che emerge da ciò che sta succedendo in Cina è ovviamente la possibilità di un incremento nel numero di casi alla luce dell'atteso arrivo e dispersione nel mondo, quasi direi, di persone dalla Cina, che già dai test fatti su alcuni arrivi e su passeggeri in arrivo dalla Cina evidenziano un gran numero di casi positivi. Quindi questa enorme diffusione del virus legata a una inversione a U di una strategia assurda di lockdown assoluto, poi però liberi tutti, può evidenziare l'insorgenza di nuove varianti. Questo è quello che inquieta. E quindi io credo che questo ci dica: il virus è ancora tra noi, dobbiamo immaginare con buon senso strategie e attenzioni da parte di tutti, in primis il richiamo vaccinale per i soggetti fragili, in modo da convivere per il futuro con questa presenza ingombrante, fastidiosa, che volevamo buttarci un po' alle spalle, ed era giusto, insieme al 22, no? E con tutti i guai che ci ha causato. Però ecco, questo è un segnale di attenzione per il futuro. Allora, lei ha parlato di inversione a U, la strategia, diciamo, di questo governo è decisamente più morbida, no? Da Speranza a Meloni la strategia è molto più morbida, tant'è che appunto sì, è stato chiesto di fare i tamponi, ci sono i nuovi punti tamponi al Marco Polo, ma il tampone non è obbligatorio. Allora, cosa ne pensa di questa strategia e secondo lei quali accorgimenti potrebbero essere fatti per arginare questa impennata che, insomma, pare essere evidente? No, allora, mi riferivo a una inversione a U soprattutto di quella che è la strategia cinese, certo, che è quello che è inquietante, e soprattutto l'opacità che ancora ad oggi rispetto a questa problematica la Cina dà rispetto al mondo. E tutto questo quindi necessita una rete di sorveglianza che in qualche modo, no, faccia da sentinella all'eventuale insorgenza di nuovi casi. È chiaro che l'intervento non può essere solo di un paese. L'CDC europeo ha detto aspettiamo, però intanto le varie nazioni stanno seguendo quello che a mio avviso è giusto e che ha fatto l'Italia, cioè una serie di controlli. Lo fa l'Inghilterra, la Spagna, la Francia, gli Stati Uniti, il Giappone, l'India. Insomma, si comincia di nuovo a delineare un'esigenza che non vuole essere una discriminazione, ma semplicemente una risposta all'opacità e alla mancanza di coordinamento che c'è a livello appunto della Cina rispetto a una situazione di rischio. Quindi io credo che l'Europa, il centro europeo, gli organismi europei in qualche modo anche su questo argomento arrivino a una presa di posizione unica. Quindi ad oggi la vita nostra credo possa andare avanti con tranquillità e credo che anche le disposizioni della circolare del ministro chiariscano già che nel caso in cui, quindi solo come precauzione, ci fosse un incremento nel numero di casi, ritorniamo ad utilizzare con buon senso le mascherine e richiamiamo la vaccinazione. Rimane in effetti solo una piccola cosa, questa segnalazione, no, del mai lockdown, mai Green Pass, che non è detto che nel futuro possa esserci. Speriamo che non ce ne sia il bisogno. Il Ministero ha scelto, no, di utilizzare questa forma, pandemia imprevedibile. È un'affermazione che lei in qualche modo condivide, è un'affermazione molto forte che ha messo in allerta anche noi giornalisti. Ma io dico che è una giusta comunicazione, perché in fondo dopo 3 anni e dopo a volte, no, dichiarazioni di intenti o dichiarazioni anche recenti, è finita la pandemia, rilancia invece il fatto che noi la natura la inseguiamo
e riusciamo, come dire, con difficoltà, no, a fare previsioni di medio periodo. Ecco, credo che sia un messaggio che voglia rimettere in evidenza un problema che esiste, che rimarrà nel prossimo futuro, e però sperando che non diventi una contrapposizione ideologica, ma semplicemente il buonsenso applicato. Ecco, che credo sia ciò che servirà per iniziare un 2023 e che possa vedere aspetti positivi, soprattutto nelle attività, ora nei viaggi che spero tutti noi si possa fare, momenti soprattutto di stare insieme, con attenzione. In quest'ultimo anno è stato molto utilizzato l'affermazione convivenza con il virus. Abbiamo un po' imparato a conviverci, tant'è che, come un po' ha ricordato lei, ci sono persone che schivano magari la quarantena facendo i test, stando a casa e poi vedendo che i sintomi scompaiono. Insomma, si sono creati degli atteggiamenti in concomitanza con questa convivenza con il virus, magari a volte discutibili. Lei ritiene che questa convivenza con questi alti e bassi, con queste montagne russe in qualche modo che stiamo vedendo, possa essere la norma? Io temo che nell'arco dei prossimi anni dovremo vedere momenti di salita e di discesa, salvo l'insorgenza di varianti particolarmente cattive e diffusive, cosa possibile ma teorica ad oggi, ma appunto da tenere in conto. Queste onde dovrebbero andare a ridursi nel tempo, però non nell'immediato, come le onde di un sasso in uno stagno, quindi con un lento digradare. In questo momento stiamo assistendo a un'onda di salita, ma ora già in una fase di lenta decrescita, mescolata purtroppo a un'ondata di influenza che veramente ha fatto ciò che non ha fatto in 2 anni, però una situazione che riusciamo ad oggi a controllare. Però ricordiamo ancora che questo virus può far del male ai soggetti fragili, quindi il messaggio importante è quello per ora di una vaccinazione di richiamo e di utilizzo dopo 120-180 giorni per i soggetti fragili, per i soggetti a rischio. È sperabile che poi questa, come dire, necessità di richiamo vaccinale possa essere allungato nei tempi e portarlo, per le persone fragili, per le persone a rischio, a quello che è l'appuntamento annuale che sperabilmente già queste persone, anche se non tutte lo fanno, riguardante la vaccinazione anche antinfluenzale. Potrebbe essere utile la reintroduzione dell'obbligo vaccinale per le persone fragili, secondo lei? Cioè sarebbe importante che ci fosse una copertura, non dico al 100%, ma per questo tipo di soggetti? Dal punto di vista scientifico, più queste persone, io stesso ormai ultra sessantenne, ci vacciniamo e ci proteggiamo, e più facciamo un servizio alla comunità in termini di riduzione dell'impatto sugli ospedali. Questo è il messaggio scientifico. Le scelte poi sono scelte politiche a questo punto, della raccomandazione o dell'obbligo vaccinale, quindi della metodologia. Io spero che comunque sia, anche se mi pare proprio l'orientamento dell'attuale governo non è per l'obbligo, che ci sia però una giusta, seria e rimarcata segnalazione dell'importanza della raccomandazione. La vaccinazione, a mio avviso, è un'opportunità per tutti, l'ho sempre detto anche occupandomi da anni della vaccinazione antinfluenzale, e il parallelismo con la vaccinazione anti-Covid è assoluta. No? È un'opportunità di protezione per se stessi, via via più utile per i fragili, ma poi questa copertura vaccinale fa sì che il Servizio Sanitario Nazionale, in particolare i pronti soccorsi, che anche per motivi strutturali generali sono in affanno, a dare questo contributo e poter continuare in questa normalità che in fondo ci siamo guadagnati grazie alla possibilità che abbiamo avuto di avere la vaccinazione anti-Covid. Senta, professore, in ultima battuta, la politica un po' l'ha nominata lei, abbiamo appreso della sua corsa alle regionali per la Lombardia con il centro-sinistra, quindi insomma per mettere la sua esperienza di questi anni anche a disposizione della politica. Ah sì, è stata una decisione da cittadino, sono in una lista civica che appoggia il candidato di centrosinistra Maiorino, credo
proprio per storia mia di impegno nell'ambito del terzo settore, del volontariato, elementi che magari non sono conosciuti rispetto alla mia attività professionale, ma al mio impegno civico, mi portano a voler anche qui mettermi a disposizione degli elettori affinché, io spero, possano comprendere l'opportunità di una discontinuità con il passato e con quello che si potrà fare ancora meglio, io credo, nel prossimo futuro, con un approccio legato alla vicinanza con i più deboli, con chi più è in difficoltà, che credo sia l'elemento determinante per far sì che i prossimi anni siano per tutti una qualità di vita migliore. Va bene, grazie professore, grazie mille, buon anno ovviamente. Arrivederci, auguri a tutti. Arrivederci professore, grazie. Allora, noi abbiamo collegato da Treviso il nostro Lucio Zanato, perché vi ricordo che da domani, insomma, in qualche modo finisce quello sconto sulle accise che era stato concesso dal governo proprio per contrastare il caro benzina. Per noi c'è Lucio Zanato, al distributore. Lucio, buongiorno. Buongiorno Eccoci. Anna, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3 della prima edizione. E siamo qui in strada Ovest, questa è una delle pompe bianche. Adesso vado da Moreno, che è il responsabile della distribuzione, che in questo momento sta facendo, devo dire, sto cercando di prenderli perché sono a pieno regime. Del resto questa notizia dell'aumento dalla mezzanotte, in realtà mi hanno detto che insomma fino all'una che se uno va a fare con l'automatico ci sarà ancora il prezzo più basso. Dicevo, questo aumento del prossimo anno come primo regalo del 2023, molta gente ha cercato di evitarlo e quindi stanno cercando tutti di fare il pieno. Moreno, prego, ecco, adesso sta arrivando. Dicevo, io questa mattina ho fatto un giro, intanto che arriva, vedete che c'è un via vai continuo, non è solamente di automobili, quindi di semplici cittadini, ma anche di aziende vere e proprie, tutti insomma a fare il pieno. Devo dire che questa mattina, quando sono venuto qua, e lo vedremo stasera nel telegiornale, addirittura c'era già l'autobot, quindi vuol dire che loro avevano già svuotato così i loro serbatoi per riempire quelli degli altri. Va detto che molta gente però non è anche informata, tanto è vero che noi siamo andati da una parte a vedere invece chi fa il pieno di GPL, dove ci sarà anche lì l'aumento, e lì insomma molta gente non lo sapeva. Allora Moreno, prego. Allora eccolo qua, siamo in diretta. Buongiorno. Allora, come è andata la giornata, visto che ormai siete in chiusura? Sì, c'è stato un po' di più movimento del solito, però si è notato che non molti lo sapevano dell'aumento e di conseguenza continuavano a fare i 20-30 euro. Diciamo che sono rari quelli che fanno il pieno, anche perché non hanno la possibilità, e oltretutto appunto non lo sapevano di questo aumento delle accise che scatta da questa sera. Ecco, allora intanto diciamo quanto aumenta, perché ad esempio nel GPL non si è capito bene se sono 7-8 Allora sono 0,18 centesimi al litro per sia gasolio che la benzina. Quindi è uguale per tutti? Perché È uguale per tutti. Stando al calcolo, Anna, dicevano che è un aumento medio annuo per famiglia di 200 euro, facendo il calcolo con i piedi. Il conto che ho fatto io su 50 litri sono 9,17 euro in pratica. 50 litri non sono tantissimi, però per un anno... È quasi poco meno di un pieno di una macchina. Certo che se uno ha un paio di macchine a casa ha la convenienza a fare il pieno, Ecco, però per voi comunque avete notato una presenza non solo di famiglie ma anche di imprese, per esempio vedo adesso un camion che comunque anche le imprese sono venute a fare il pieno. Sì, ci sono state anche le imprese, anche perché quelli effettivamente ne consumano e quando fanno il pieno la differenza si nota. Hai domande, Anna? Lucio, ma loro sperano che possa esserci un nuovo taglio delle accise, cioè loro che cosa si augurano per questo 2023? Volevamo sapere, ma voi sperate o comunque avete a sentore che eventualmente ci sia un'altra volta un taglio, oppure secondo voi questo... No, secondo me le accise rimangono, anche perché il governo effettivamente ha bisogno di soldi e appunto non l'hanno fatto sapere più di tanto e di conseguenza secondo me rimarrà questo aumento. Ecco, però giusto per capire, questo aumento penalizza per certi versi anche voi, mi pare, perché voi su tutto questo quanto ci guadagnate al litro? No, effettivamente noi manteniamo sempre lo stesso, la stessa percentuale di soldi al litro. Che aumenti o che diminuisca per noi
è sempre quello in pratica, non è che cambia. Ecco, il presidente della vostra categoria diceva che sta diventando sempre più difficile anche per voi mantenere le pompe, perché il guadagno veramente al limite. Al collo proprio tirato per la gola il guadagno, e è diminuito il consumo, di conseguenza anche noi vediamo meno quantità e non è facile insomma mantenere un impianto aperto ai costi di oggi che sono sempre lievitati, ma in realtà il fatturato è sceso in pratica. Ecco, però bisogna dire anche una cosa per chi ci sta ascoltando in diretta, che adesso voi chiudete, diciamo così, il servizio dal servito, però la pompa sarà col prezzo vecchio fino a che ora? Con l'automatico? Allora rimane il prezzo fino a mezzanotte e da mezzanotte scatterà il famoso 0,18 centesimi al litro, che è l'accise che in pratica compensa quella che avevano tempo dietro detratto in pratica. Ecco, giusto per capire, allora il consiglio è quello di, anche se oggi pomeriggio, anche se in automatico, di farsi pieno. Appunto, soprattutto a famiglie che hanno più di una macchina, di fare il pieno, ecco. Consiglio. Anna, hai altre domande? Grazie Lucio, no, adesso partiamo con i sindacati per fare un giro e parlare anche di lavoro, quindi con le categorie sindacali. Grazie Lucio e ringrazio il tuo ospite. Grazie a voi e buona prosecuzione della diretta. Ci vediamo stasera al telegiornale delle 19:30. Grazie Lucio Zanato. Allora sì, avete sentito e probabilmente vi abbiamo dato anche una notizia, perché appunto tante persone non si sono rese conto di questo passaggio, di questo cambiamento, il ritorno delle accise tolte dal governo per in qualche modo ristorare i consumatori già alle prese con i rincari dell'energia. Allora adesso partiremo con una bella tavola rotonda, abbiamo con noi CGIL, CISL e UIL, i diversi settori, parleremo di lavoro. Andiamo però prima in pubblicità e poi al rientro a tutto campo per capire come è andato questo 2022 e che cosa ci attende dal punto di vista del lavoro per il 2023. Eccoci, prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, 31 dicembre, ultimo giorno dell'anno, non potevamo non fare il punto sul lavoro e farlo con tutte e tre le sigle sindacali insieme. Abbiamo cercato di mettere insieme diversi ambiti. Partiamo con Mauro Visentini, segretario generale CGIL Belluno Treviso, buongiorno. Buongiorno Mauro, poi qui con me c'è anche Alessio Lovisotto, segretario FIM CISL Belluno Treviso, buongiorno. E in collegamento con noi c'è Lucia Perina della Wiltec Verona Vicenza. Lucia, eccoti, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, avete visto, no? Abbiamo cercato di toccare diversi ambiti per provare a guardare questo 2022 dal punto di vista del lavoro, come è andata, sia dal punto di vista della qualità del lavoro, quindi dei contratti, ma anche dal punto di vista del saldo, quindi della quantità del lavoro. Mauro, partirei con te. Allora, è stato un anno buono dal punto di vista occupazionale. Veneto Lavoro ci ha dato dei dati abbastanza buoni, tant'è che una delle notizie che noi abbiamo dato diverse volte nei nostri notiziari era proprio della ricerca del lavoro, della mancanza di determinate professionalità. Che cosa ci puoi raccontare di questo 2022? E c'è un settore nello specifico che ha sofferto particolarmente? Beh sì, allora che sia stato un anno buono rispetto alle assunzioni, sì, perché i saldi sono positivi. L'unico saldo negativo è il saldo che riguarda gli apprendisti e questo la dice lunga sulla capacità e la lungimiranza di programmazione da parte delle imprese del territorio. Chiaramente ci sono settori che sono piuttosto avvantaggiati, sono settori che sono in sofferenza, il settore del turismo, della ristorazione è uno di quelli e l'altro è il settore del comparto sanitario, ovviamente, sia sotto l'aspetto del comparto medico ma anche l'altro corno, come dire, molto critico è la questione dell'RSA, dove effettivamente il personale, anche quello, come dire, meno specializzato, viene a mancare e dove, come dire, la situazione di crisi la si tocca con mano. Allora, se nel comparto sanitario però possiamo dare
tra virgolette, la colpa, no, alla mancanza di programmazione, alla mancanza di visione. Nel comparto turistico qual è il problema? Noi è da tempo che diciamo che oggi vediamo tutto esaurito dappertutto, prenotazioni, si lavora tanto, queste feste. Uno dei temi ovviamente sono i salari, nel senso che chi lavora, e soprattutto chi lavora quando gli altri si divertono, deve avere dei riconoscimenti che devono essere maggiori rispetto almeno agli altri. E soprattutto ci deve essere, come dire, una sorta di programmazione legata anche alla fidelizzazione dei lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro, perché il rischio è che qualcuno passi e dopo, appena trova qualcos'altro di meglio, se ne vada. Questo fa il paio con un'altra questione che è la mancanza di servizi e pertanto, come dire, anche la programmazione dei tempi di vita e i tempi di lavoro è un tema che incide molto, soprattutto quando uno deve lavorare e come dire, le scuole sono chiuse, gli asili sono chiusi e ci sono difficoltà proprio magari di far coincidere gli impegni familiari con gli impegni professionali. Quindi lei dice determinati lavori devono essere remunerati maggiormente perché perdono di attrattività, e questa è un po' una cosa che anche noi abbiamo. Il mercato. Dove c'è tanta domanda bisogna che ci sia anche un'offerta congrua. Non siete riusciti come sindacati ad intervenire su questo, in questo settore? Sì, in alcuni casi siamo riusciti, in alcuni casi si fanno anche degli accordi all'interno delle aziende, però il mainstream che va per la maggiore è proprio il fatto che c'è la crisi, che bisogna comprimere come dire, i costi del lavoro, e anche qua noi riteniamo che quando comprimi la cosa alla fine non è più allettabile, non è più utile neanche a chi come dire, è nelle condizioni di dover guardarsi intorno e magari sceglie di fare qualcos'altro. Perché poi stiamo parlando anche di settori che sono stati particolarmente colpiti, ad esempio dai rincari dell'energia. Questi bar e ristoranti aperti tutto il giorno, ma anche le attività artigiane. E questo sarà probabilmente uno dei grossi punti di domanda del 2023. Quante aziende riusciranno, soprattutto piccole e piccolissime, riusciranno a mantenere la capacità di continuare a lavorare, a produrre, a dare dei servizi rispetto a un rincaro enorme dei costi di gestione dell'energia che fa il paio con il rincaro dei costi come dire, di approvvigionamento del materiale, delle materie, eccetera, eccetera. Per cui credo che piccoli e piccolissimi saranno quelle realtà che molto probabilmente sentiranno di più come dire, questo peso sulle proprie spalle nel prossimo anno. Diciamo che ancora questa incertezza che pervade il mercato non sta consentendo anche alle aziende, agli imprenditori di investire anche nel lavoro. Noi abbiamo proprio visto un report dell'Osservatorio della Camera del Commercio di qualche giorno fa, dove si faceva proprio la differenza fra quelle realtà che hanno saputo organizzarsi, che hanno saputo investire e che hanno saputo programmare, che sostanzialmente mantengono la loro capacità di stare sul mercato e anche in qualche caso hanno messo in atto quelle strategie per ridurre dei costi di produzione senza intaccare, come dire, le buste paga, che ormai, voglio dire, a questo punto basta toglierle. Perché siamo, dopo con Lucia Perina parleremo anche di buste paga. Siamo ai minimi termini. E quelle invece che non hanno avuto questa lungimiranza e questa capacità di investire nel proprio prodotto, nella propria programmazione. Allora, Alessio Lovisotto in rappresentanza, no, per la CISL dei metalmeccanici, abbiamo appena parlato dei rincari. Allora, il settore quanto è stato colpito per questo 2022 e quanto reale è la crisi che lo sta investendo? Diciamo che sicuramente la parte dei fattori produttivi, quindi l'aumento dei costi dell'energia, è un elemento che ha colpito tutti,
mi viene da dire in maniera abbastanza democratica, tolte quelle che sono le industrie energivore, che però diciamo nel nostro territorio, nel metalmeccanico non ce ne sono moltissime, diciamo che in maniera democratica questo ha colpito tutti e ha fatto specie soprattutto nelle industrie produttive, però fa il paio con quello che poi le persone anche a casa hanno dovuto gestire. Mi è venuto da pensare che forse c'è stata per certi aspetti anche poca attenzione preventiva nelle industrie rispetto a questi costi, perché era una commodity e si è lasciata correre più o meno come andava, ma in maniera oculata, come qualche famiglia è riuscita a fare, stabilizzando ad esempio le bollette per un biennio magari, questo poteva essere anche fatto, quindi per certi aspetti mi è sembrato che qualcuno l'abbia sottovalutato per un fatto storico. E quindi detto questo, sì, ha inciso, però diciamo che non ha generato scompensi produttivi tali da mettere il metalmeccanico fuori mercato. Forse è stata più la mancanza di determinati come dire, componenti, no? A causa della guerra Russia-Ucraina, sì. Forse il settore è stato più colpito da questo, no? Diciamo che ci siamo accorti tardivamente, ma il fenomeno era iniziato già nel 2021, che occorreva tenere più presidiate le filiere produttive. Ricordo quel fatto della nave che si è incagliata a Suez e ha bloccato l'economia di più continenti. Ecco, quello lì ha fatto riflettere sul tema dei semilavorati, sull'approvvigionamento, sulla logistica. Lì diciamo si è avviato un pensiero molto accelerato su probabilmente uno scenario economico diverso. Dovremmo presidiare e ridurre le filiere e portarci magari qualcosa di più in Europa rispetto al Far East. Beh, lo ricorderete che è successo anche per le mascherine, no? Noi abbiamo appaltato la produzione dei dispositivi di protezione e poi è accaduto che insomma non riuscissimo a trovarli e le aziende italiane hanno dovuto iniziare a riconvertire la propria produzione per poterci far avere le mascherine. Adesso è un problema dimenticato, ma insomma abbiamo vissuto mesi veramente pesanti. Lucia Perina, siamo da te e mi aggancerei proprio a questo tema perché tu, essendo nel settore della chimica ma anche del tessile, hai il focus per esempio su tutte le aziende della moda e se andiamo nel Vicentino c'è il grande settore della concia. In questo caso invece è un settore che ha voluto tenere la produzione per sé e che anche in un'ottica di sostenibilità è riuscito a cavalcare come dire, lo sviluppo, no? a cambiare pelle, se vogliamo restare in termini di pelle, a cambiare pelle e a modernizzarsi. Ci confermi questo dato? Com'è il settore della concia? Il settore della concia per certi versi negli ultimi anni ha avuto una grande evoluzione. Lo ricorderete, no? Quando si passava dall'autostrada nella zona contigua, insomma quella dell'Arzignanese, si riconosceva che si passava da quelle parti dove c'erano le concerie. Ecco, già questo che sembra banale, ma è un messaggio che è arrivato, credo, un po' a tutte le popolazioni intorno, no? Gli investimenti che il settore della concia, sto parlando ovviamente di aziende che hanno la possibilità di farlo, che ci hanno creduto, hanno fatto dei grandi investimenti per monitorare ovviamente i loro fanghi e le acque da riciclare, ma soprattutto anche guardando a una concia di primo piano, di grande livello, e hanno fatto, credo, gruppo anche fra di loro, una sorta di consorzio. Quindi c'è questo distretto della pelle, che è questo un po' il termine più appropriato, che ha saputo guardare avanti, progettare e anche individuare tutta una serie di come dire, progetti documentati per utilizzare tutta una serie di fondi che sono all'interno del PNRR. Quindi una visione importante e condivisa anche con le parti sociali, per cui con la Regione Veneto, insomma ci sono tante associazioni all'interno di questo gruppo di lavoro
proprio per presentare questo settore che però al proprio interno ha ancora delle sacche non di illegalità ma di pirateria. Storia degli ultimi 30 giorni che la Wilte, che insieme a Filcem e a Fenca siamo dovuti ricorrere al Tribunale di Vicenza per aver ragione di un'applicazione del contratto nazionale della Concia che scadrà fra 6 mesi esattamente, quindi abbiamo appena vinto un ricorso. È una piccola battaglia, ma quello che crea una giustizia sociale in questo settore è anche la capacità degli imprenditori e anche del sindacato di collaborare insieme affinché quelle sacche di competenze e professionalità siano valorizzate, perché fin tanto che le aziende si portano via i lavoratori l'una con l'altra per poche decine di euro, no? I lavoratori si spostano. Sottolineiamo anche che c'è una grande occupazione che è composta da lavoratori stranieri che sono ormai anche introdotti nel territorio da anni, ma che vivono qua con le loro famiglie, insomma, ma che la professionalità, se non viene riconosciuta e quindi ha anche un balzo di valorizzazione di quello che si sta facendo nella propria azienda, si perde un pezzo importante della storia di quel mondo, che è fatto di persone che lavorano in ambienti anche un po' malsani, ma è fatta anche di lavoratori che operano in aziende che hanno avuto una visione, che tecnologicamente sono molto avanzate e soprattutto che possono competere in Europa con un prodotto di buon livello e lavorato bene. Ecco, direi quindi che il problema salariale e il problema della sicurezza, che tra l'altro mi sembra di ricordare in questa manovra ci sono pochi spiccioli per investire sulla sicurezza nel mondo del lavoro, e purtroppo abbiamo... Volevo un po' arrivare a qui, Lucia, anche perché prima ha parlato di ambiente malsano. Noi lo sappiamo, insomma, le concerie, no? Sono ambienti in cui si respirano solventi, in cui si respirano preparati veramente molto pericolosi. Sono cambiate le cose, è cambiata la sensibilità, almeno, no? Da quel punto di vista. Le grandi aziende, diciamo che su questo stanno continuamente investendo. È evidente che però insomma, prima il Covid e poi i costi che le aziende stanno ovviamente subendo per le cose che dicevate prima, che dicevi anche tu, Anna, no? I rincari delle utenze. Sono aziende anche energivore queste qua, hanno bisogno insomma, e quindi di conseguenza il caro energia, il caro del mantenimento delle strutture ha subito un buon 30% in più. Quindi sai, se a budget metti come dire, un bilancio di un certo tipo e poi lo devi rivedere in corso d'anno, lo devi rivedere di nuovo alla fine dell'anno, è evidente che ti trovi poi con una possibilità in meno di traguardare anche altri progetti sulla salute e la sicurezza, che io invece credo, insomma, noi come sindacato crediamo che questo non deve essere perso di vista assolutamente. Assolutamente. Torno da te tra poco, Lucia. Alessio, sicurezza, no? Allora, anche nel vostro settore del metalmeccanico, come siamo messi? Ci sono tanti protocolli per la sicurezza, no? La normativa è andata avanti, quanto viene rispettata? So che voi avete attivato anche un portale per fare le segnalazioni, se qualcosa non va, segnalazioni anonime da parte dei lavoratori. Insomma, voi state lottando. Ecco, ricordava Lucia che in questa manovra, insomma, alla sicurezza vengono date le briciole. Sì, diciamo che purtroppo, visto che siamo al 31/12 e si fanno dei bilanci, anche quest'anno sul tema della sicurezza purtroppo abbiamo dovuto segnalare delle situazioni drammatiche, quindi persone che continuano ancora a morire mentre lavorano. E quindi l'attenzione del sindacato è altissima su questo. Va detto che la questione è, diciamo, da un lato culturale. Bisogna non sottovalutare mai quello che si sta facendo mentre si lavora, dall'altro è il tema dei controlli. Ci sono poche persone che controllano
e secondo noi più che appesantire l'ambito normativo sulla sicurezza servono i controlli, perché sono quelli che dimostrano sull'atto pratico se tu sei rispettoso o non rispettoso, e su questo io onestamente credo che i controlli siano insufficienti. E invece sul tema, ripeto, dell'aspetto culturale dobbiamo investire facendo quella formazione che sia sempre preventiva. Noi ad esempio nel contratto nazionale abbiamo la possibilità di segnalare quelli che sono i mancati infortuni, quindi quelle situazioni di pericolo che avrebbero potuto produrre una lesione, un danno grave. E questo è un approccio, diciamo, preventivo, che è l'unico possibile, perché quello successivo purtroppo diventa una constatazione di cose che sono andate storte e c'è poco da fare sul dopo, quindi noi dovremmo investire su questo. Mauro, sulla sicurezza sì, serve personale, è vero, l'abbiamo detto diverse volte, poi ci sono anche le aziende che sono un esempio, no? Quelle che fanno le esercitazioni, quelle che coinvolgono i sindacati, cioè che riescono ad essere un esempio, sono però in Veneto delle mosche bianche. Sì, sono perfettamente d'accordo con quanto diceva anche Lovisotto. Il tema è un tema culturale da entrambe le parti. Ovviamente dalla parte aziendale in primis, nel senso che se l'azienda trasmette una necessità che è quella di avere, come dire, lo standard di sicurezza adeguato e alto ovviamente rispetto alla produzione, questo viene recepito anche dai lavoratori. Dopodiché c'è un aspetto come dire, culturale nei confronti dei lavoratori, dove la formazione e l'informazione deve essere costante e continua, e io mi permetto di dire è anche un aspetto che come CGIL CISL di Wilco a Treviso abbiamo provato ad introdurre, abbiamo iniziato a introdurre il tema della sicurezza addirittura dentro alle scuole dove si fa la formazione, non solo le scuole perché diventi proprio cultura, perché no? diventi un tema legato proprio al modo in cui cambiare il paradigma di come si lavora. A questo proposito, un dato interessante secondo me è che in questo anno il Covid, in questi 2 anni, il Covid che ci ha travolto ha cambiato il lavoro. Immaginate oggi quanto utilizzo viene fatto di smart working, ma anche tutti i protocolli che sono stati firmati e sono entrati all'interno delle aziende. Poi ne parleremo anche con te, Lucia, perché c'è stato il Covid, quindi per proteggere i lavoratori anche dal Covid. Anche in questo caso, quanto difficile è stato adeguarsi a questi protocolli? I controlli poi alla fine ci sono stati? Quanto ha sofferto il mondo del lavoro di questo cambiamento e quanto invece ne ha giovato? Beh, io credo che onestamente non sia stato proprio così difficile, nel senso che la necessità ha accelerato quel percorso che doveva come dire, essere introdotto magari da tempo per altre questioni. È proprio la questione del paradigma, il cambio di paradigma che dicevo prima. Se io metto come dire, davanti a tutto la necessità di dover produrre, che è ovvio, è giusto e ci mancherebbe, perché nessuno o pochi hanno scritto Caritas o fate bene fuori dalla porta, no? Ovviamente ogni azienda lavora per far profitto, però anche qua ci sono modalità e modalità di far profitto, e molto spesso la scorciatoia non è quella che ti porta alla resa maggiore, è quella che magari ti dà più sicurezza perché conosci e non vuoi sperimentare qualcos'altro. Però siccome è cambiata la società, è cambiato il mondo del lavoro, è cambiata la composizione anche delle necessità e come dire, e dei bisogni delle persone, la sfida è là, la sfida sta là, e come dire, il Covid paradossalmente ha aiutato ad affrontare alcune questioni. Lucia, a proposito di smart working, no? Non ti sembra un po' un passo indietro la decisione poi che potrebbe arrivare dal governo, in qualche modo è già stata anticipata, della fine dello smart working, un po' raccogliendo anche le parole di Visentin, che dice invece in realtà il Covid ha aperto uno scenario che è il futuro? Allora ci sono
in alcune aziende, specialmente dove c'è una occupazione molto alta dal punto di vista amministrativo e commerciale, dove lo smart working è tuttora attivo, anche se non c'è come dire, un protocollo preciso e sembra, insomma, come dicevi tu, che rischi e sia in pericolo dal punto di vista del governo, però ad esempio nel settore del quale mi occupo noi l'abbiamo messo in tanti contratti nazionali di lavoro, l'utilizzo e il protocollo applicativo, per cui se vogliamo proprio dirla tutta direttamente, in certe situazioni lo smart working fa risparmiare un po' a tutti, perché è chiaro che laddove ci sono aziende camaleontiche, dove hanno impianti e strutture ampissime, dovranno un po' reinventarsi, perché alcuni spazi non sono più utilizzati. Se poi, come diceva il professore prima, insomma, la questione del Covid la si sta, insomma, un po' monitorando e speriamo che non diventi di nuovo un alert, ma in ogni caso è servito a tutti noi la possibilità di sperimentare, di lavorare in modo diverso. Ad esempio io oggi sarei venuta lì volentieri, vi avrei fatto gli auguri in diretta a voi e ai telespettatori, però è una comodità. Se si può fare la stessa cosa in modo analogo ed efficiente, quello che le aziende debbono però mettersi in mente è che non possono mica mettere le telecamere nelle case dei lavoratori. Quello che le aziende la debbono finire di esigere è che alcuni diritti convenuti e contrattualizzati anche nel secondo livello della contrattazione, tipo il bonus pass, glielo tirano via, non esiste e non molleremo su queste cose, per cui c'è un ampio margine di negoziazione esistente all'interno delle aziende, ma soprattutto le aziende devono anche, nel momento in cui utilizzano lo smart working, devono dotare le persone che lo fanno da casa, perché un conto è una mezza giornata ogni tanto, un conto è che lo fai stabilmente, insomma abbastanza stabilmente, devono essere dotati i lavoratori di tutta la strumentazione necessaria per svolgere lo stesso lavoro che svolgevano in azienda, compresa anche di tutta una serie di strumenti legati alla sicurezza, che sia per il video, che sia per il modo di star seduti, insomma la sicurezza, l'abbiamo detto, se la mettiamo come una priorità e non come uno scontro tra le aziende che a volte, insomma, pensano, no, che il costo della sicurezza sia buttato via e i lavoratori che a volte anche loro, no, fanno fatica, perché è ovvio che alcuni dispositivi, specialmente nell'era Covid, impedivano a volte una normale lavorazione dei prodotti. Pensiamo ad esempio nel settore del vetro. Ok, ne abbiamo, insomma, c'è la Veraglia ad esempio a Vicenza, che è una grande azienda a livello nazionale, opera in tutto il mondo, ha budget e bilanci importantissimi, tanto fa sulla sicurezza e anche sul benessere dei lavoratori. È la conseguenzialità che poi, no, deve essere attiva sempre. Ecco perché credo, insomma, che anche il sindacato con i lavoratori possa fare molto di più ancora la sua parte, sia in regime di protocolli e di applicazione dei protocolli, però aveva ragione il collega, se poi i protocolli li siamo riusciti a mettere in piedi già a marzo, insomma, del 2020 e sono, come dire, un buon allenamento per tutti noi, è evidente che poi, insomma, no, quando si segnalano delle cose come i mancati infortuni e non ci sono gli ispettori, perché nelle manovre, non solo in questa, nelle manovre degli ultimi anni non sono stati messi i fondi a sufficienza per gli ispettorati del lavoro, per pagare gli ispettori, insomma è un po' un cane che si morde la coda. Alessio, Lucia conferma un po', no, quello che lei ci ha detto, c'è bisogno di più personale. I temi di questo 2023, oltre a questo legato alla sicurezza che non dobbiamo mai perdere di vista, sono anche però quello della sostenibilità e quello della digitalizzazione. Nel settore metalmeccanico ci sono grandissime prospettive di sviluppo, soprattutto per le produzioni del nostro paese. Sono avvertite secondo lei nelle aziende del nostro territorio queste prospettive di sviluppo?
Allora, mi consenta di precisare solo una cosa rispetto al tema dello smart working e poi affronto questa sua osservazione. Si sta parlando, secondo me, impropriamente nel dibattito pubblico di smart working o lavoro agile. In realtà quello che si è applicato non è altro che un lavoro da casa, il cosiddetto telelavoro, che non è quello che appunto viene normato dal decreto legislativo. E c'è un'enorme differenza, perché quando qualcuno pensa che il lavoratore che lavora in smart working sia controllabile, questo è qualcuno che non ha capito come funziona, perché una persona che è in smart working non può essere controllata, perché la fattispecie è quella di affidare un lavoro alla persona che lo deve portare a completamento, ma è un progetto, non è il classico controllo tayloristico sul fatto che io devo produrre tot pezzi e se li faccio in fabbrica o se li faccio da casa o se sono un impiegato devo produrre X pratiche, non è questo. Quindi si è usato in maniera impropria e mi viene da dire che ultimamente lo smart working è diventato un modo per far risparmiare alcune imprese, perché i costi che avrebbe avuto li ha il dipendente, ma allora dove sta il risparmio? Per questo Lucia parlava di dotare i dipendenti dei dispositivi ed eventualmente delle connessioni, no? Perché insomma le connessioni sono a carico. Ad esempio, però si tende a non capire che il concetto è totalmente diverso. Quanto all'apporto tecnologico, prospettive di sviluppo del territorio. Allora abbiamo sicuramente ancora la difficoltà di reperire professionalità che siano in linea con quello che ad esempio viene applicato nei processi innovativi dei prodotti, perché i prodotti hanno delle evoluzioni sempre più rapide e per seguirli ci deve essere qualcuno che li sa progettare, costruire, innovare. Su questo c'è ancora una distanza. È pur vero che sta un po' cambiando nelle fabbriche metalmeccaniche anche la composizione degli organici, mentre in passato avevamo, diciamo, i 3/4 delle persone erano nella produzione, oggi siamo nel rapporto 1 a 1, quindi c'è un impiegato, diciamo usando questi termini, e un operaio. Una volta ce n'erano 2 operai e un impiegato, quindi si sta aumentando il livello di compenetrazione di conoscenze, per cui quello che è in produzione spesso è la persona che più avvolta dall'evoluzione tecnologica dell'impiegato, mentre in passato era il contrario. E è chiaro che su questo... È per questo che non si trovano però le professionalità adeguate, che non c'è preparazione. Possiamo immaginare che le scuole anche professionali non preparino a questo? Diciamo che le scuole preparano sicuramente per una parte. Non si può affidare esclusivamente tutto alle scuole, perché non credo sia corretto, perché l'investimento sulla persona lo fa sia il pubblico, ma lo fa poi l'impresa che usa la persona. Quindi su questo diciamo che io vedo sicuramente molti spazi di crescita. Per certi aspetti non tutti sono ancora preparati a introdurre macchinari che sono quelli più moderni, e non è solo un tema di costo, è un tema anche che a volte magari qualche imprenditore non capisce le potenzialità e quindi arriva tardi poi alla ricerca delle persone e spesso le ha anche in casa e magari non le valorizza. Tra l'altro. Lucia Perina, vorrei collegarmi a questo per parlare del settore moda, perché la moda sta facendo delle evoluzioni importanti, ad esempio in un'ottica di sostenibilità. Ci stiamo dentro come Veneto? Io direi di sì. Direi che abbiamo grandi brand in Veneto e quindi credo che la moda sia un po' nella congiuntura giusta per fare quel salto che purtroppo un po' la pandemia ha frenato. È evidente che c'è un problema salariale, nel senso che c'è un problema salariale che i grandi brand hanno evidentemente dei prodotti di altissima qualità, ma che costano insomma parecchio, no? Ed è evidente che non è un prodotto per le grandi masse. Sicuramente la moda
ha un problema di concorrenza con tutti gli acquisti online dei vari gruppi, ma il problema vero è quello salariale, perché se noi siamo nell'Eurozona e ci sono un salario lordo all'interno dell'Europa è di poco più di 37.000 euro, ma l'Italia è meno di 30.000, è evidente che c'è un problema salariale nel nostro paese. E se non si mette al primo posto questo, io temo che la moda subirà comunque un contraccolpo, perché la moda non vive mica solo con i ricchi, la moda vive anche con il piacere di, insomma, no, vestirsi bene, come dicevi all'inizio, c'è sold out ovunque, no? Se tu vai a telefonare adesso per andare a fare un cenone di Capodanno c'è pieno, sembra che la gente stia bene. Ma insomma, io non credo che sia proprio così. Io nelle fabbriche ci vado, parlo con i lavoratori e parlo anche con le aziende. E il problema salariale c'è tutto. Poi cosa facciano le famiglie? Se continueranno a fare dei finanziamenti, sì, bisogna che insomma ci aiutiamo l'un l'altro a restare dentro un'Europa che però riconosca al nostro paese non solo dei primati in certi ambiti, che sia anche quello della chimica, della farmaceutica o della moda, ma poi insomma il nostro paese deve mettere nell'agenda governativa, cosa che non ha fatto, la possibilità che i rinnovi contrattuali, che gli aumenti dei contratti di secondo livello siano detassati, perché una mano alle persone che poi fanno una massa critica importante per elevare il nostro prodotto interno lordo, per portare un'economia che circola. È evidente che su questo tema insomma bisogna farlo questo passo, bisogna che il sindacato insista, bisogna che rafforzi anche all'interno delle aziende, che se il sindacato e le imprese non stanno insieme nella partita salariale, io temo che il 2023 parta veramente con tante difficoltà. Allora, mi piaceva vedere Mauro annuire Lucia ad ogni tua parola, nel senso che sì, è vero, voi poi tra l'altro siete uniti su questo e potete veramente essere una testuggine, perché è vero che lo stesso motivo per cui tanti lavori vengono abbandonati, tante persone danno le dimissioni, il dato di questo 2022 sono le dimissioni dei lavoratori, una notizia che ha davvero colpito tutti. Perché? Perché tante volte certi lavori non sono adeguatamente retribuiti, magari vengono pagati di più all'estero c'è più formazione, c'è più possibilità di crescita anche di un lavoratore, no? La possibilità per un lavoratore che entra in un'azienda di fare una scalata, cioè di arrivare un po' più in alto, di prendere un po' di più, no? Cioè questa mobilità sociale che ancora in Italia è un po' frenata. Cosa dici, Mauro? Ma sì, in effetti, come dire, ognuno di noi ha bisogno di una prospettiva. Esatto. Una prospettiva di vita, un progetto, un programma, come dire, un punto di approdo, anche magari ideale. E nel momento in cui il lavoro ha perso di valore rispetto al tema del lavoro, è diventata una merce sottopagata, è diventata una merce che ti rende precario, ti rende povero, precario e pieno di difficoltà, è ovvio che non riesci a costruire una prospettiva. Allora bisogna rimettere al centro il valore del lavoro, questo è quello che noi chiediamo, e fortunatamente lo chiediamo assieme con le piattaforme che abbiamo presentato al governo, dopodiché ci siamo presentati anche in modalità diverse nei confronti della legge di bilancio e l'abbiamo giudicata da angolature diverse, però il tema che ci unisce e che ha sempre unito il movimento dei lavoratori è quello di provare a mettere un punto di approdo e dare una prospettiva, di ricostruire l'idea di lavoro come valore sociale. E perché ci sia questo, bisogna innanzitutto che
ti permetta di vivere e di vivere in maniera dignitosa, come dice la Costituzione, il lavoratore e la propria famiglia, e dopo che ci sia anche la possibilità anche perché abbiamo di crescita. Che si rilanciano i consumi, no? Questi famosi pienoni al ristorante, perché le persone poi alla fine che hanno quei 2 soldini in più vogliono sperare che vada bene, esatto, poi alla fine li spendono. Allora abbiamo veramente pochi minuti, però un giro di buon auspicio per il 2023 lo vorrei fare a tutti e 3. Partirei da te, Alessio. Beh, l'auspicio è che nel 2023 si riesca a fare maggiore contrattazione nelle fabbriche, e quando parlo di contrattazione parlo di quella in cui ci si siede a un tavolo, rappresentanti dei lavoratori e datoriali, in cui si trovano le condizioni per misurare le sfide dentro alle fabbriche. Non sono molto favorevole al ritorno al paternalismo, perché quello lì è un'impostazione ottocentesca che presuppone che qualcuno sappia i destini degli altri, invece i destini si decidono insieme e così c'è sviluppo. Grazie Alessio Lovisotto, Film CISL, Belluno Treviso. Lucia, a te un augurio per il 2023. Ma insomma, intanto sembra passato di moda, ma io auguro sempre che stiamo bene in salute, perché se stiamo bene credo che il nostro compito è più facile, non pensare più a quello che pensavamo fino all'anno scorso e quindi a come non ammalarci è già un passo avanti, però credo che il nostro sforzo insieme sia proprio quello di modellare una speranza che chi lavora non diventi povero. Grazie a Lucia Perina della Wiltec Verona Vicenza, Mauro Visentino, segretario CGIL Treviso Belluno. L'auspicio è che finalmente nel 2023 si possa rimettere al centro i valori veri, i valori della solidarietà, i valori del lavoro, appunto del lavoro ben retribuito, ma anche, come dire, della capacità di mettere una società, di rafforzare i servizi a chi effettivamente ne ha più bisogno, e chiaramente, come è scritto anche in Costituzione, che chi ha qualcosa di più possa concorrere a dare una mano a chi ha un po' più, a chi ha un po' meno, di ricostruire una sorta di società civile che come sembra persa nella rincorsa dell'effimero e che non è proprio sempre il massimo. Grazie Alessio Lovisotto, Lucia Perina, Mauro Visentin, grazie per essere stati con noi, buon anno ovviamente a tutti voi, arrivederci Lucia, arrivederci, buon anno. Andiamo subito a Venezia dal nostro Filippo Fois per il Capodanno a Venezia, tra l'altro un Capodanno numero chiuso, quindi se non sbaglio Filippo chi prima arriva meglio alloggia, buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, è un Capodanno a numero chiuso, però parzialmente, perché non bisogna prenotarsi, ma chi prima arriva meglio alloggia, come dicevi tu. Allora, io sono intanto in compagnia di Matteo Secchi di Venezia.com. Saluti a tutti, un caro saluto da Beverly Hills, da Venezia. Questa è perché oggi è uscita un'intervista in cui il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha detto: gli alloggi ci sono, però se uno vuole abitare a Beverly Hills, certo non trova le stesse condizioni della periferia di Spinea. E questa frase, anche perché lei conosce bene, divaghiamo un istante e poi arriviamo subito al pezzo, Beverly Hills la conosce? Io la conosco abbastanza bene perché ci sono stato una quindicina di volte, è la terza casa mia, la mia seconda è Hollywood. E comunque paragonare Beverly Hills a Venezia è una cosa un po' azzardata, insomma. Gli abitanti più o meno sono quelli, 32.000. 34.000 c'è Beverly Hills, noi siamo 49.000. Sì, però il paragone non regge perché a Beverly Hills hanno molti più soldi di noi. Fanno comune. E soprattutto sono un comune staccato da Los Angeles e quindi hanno la possibilità di autogovernarsi, non come noi che siamo governati da persone di altri luoghi. E su questa nota polemica diciamo subito, noi siamo qui, tra l'altro
Un'altra cosa, permettimi Anna, da dire: oggi stamattina è arrivata la notizia della scomparsa di Benedetto XVI. Il Papa era stato qui a Venezia nel maggio del 2011 e aveva celebrato anche una messa proprio nel luogo in cui ci troviamo. Noi siamo di fronte alla piazzetta la cosiddetta piazzetta San Marco, tra le due colonne con Sant'Odaro e il Leone di San Marco. Qui era stato piazzato, diciamo, tutto il palco, lo chiamo impropriamente così, dove poi si trovava il Papa, e per cui mandiamo un messaggio come quello che ha mandato il nostro patriarca Francesco, che il patriarcato è proprio qui alle nostre spalle, a tutti i fedeli, appunto, di cordoglio. Dunque, allora sarà un Capodanno in cui chi prima arriva meglio alloggia, perché qua saranno messe degli sbarramenti e dopo il numero sarà chiuso, sempre alle spalle di Sandro Ponchio. Vi facciamo vedere che c'è il bacino di San Marco, si vede, poi vedrete l'isola di San Giorgio, le gondole, da qui si potranno vedere i fuochi che partiranno a mezzanotte, saranno circa 20 minuti di fuochi pirotecnici, un po' un piccolo redentore. Sì, come ogni anno c'è il solito Capodanno in piazza San Marco. Speriamo che non ci siano problemi come è successo gli anni scorsi. È il primo in cui si ritorna in piena presenza dopo quei 2 anni difficili di Covid. Finalmente, perché dopo 2 anni di patimenti finalmente si può stare un po' in compagnia e godersi la serata. Siamo anche fortunati che il clima lo permette, perché non è freddo. Com'è la situazione a Venezia per quello che riguarda le presenze turistiche? Diciamo che siamo quasi al completo. Credo che nessuno degli operatori turistici possa lagnarsi o fare complaint, è tutto pieno. Tra l'altro abbiamo visto che adesso magari vedrete, anche perché stiamo vedendo un gruppo che sta per passare con i trolley, arrivano da tutto il mondo, perché c'è il Sud America, così come c'è l'Oceania, così come c'è naturalmente gli Stati Uniti, l'Europa, per cui diciamo che siamo più o meno tornati quasi al pre-pandemia. Non ancora, però diciamo che l'eterogeneità delle presenze sta tornando. Mancano ancora delle nazionalità che affollavano la città nel pre-pandemia, però dai, ci siamo, dai. Che augurio si può lanciare quest'anno da Venezia? Che anno è stato il 2022? Ma è stato un anno, se lo analizziamo commercialmente, fantastico, perché credo che il turismo sia andato molto bene. Poi per quanto riguarda la città in se stessa, credo che sia abbastanza un disastro, perché sì, se Atene non ride, Sparta non piange, non mi ricordo come si dice. Atene piange, Sparta non ride. E Sparta non ride, non è che dalle altre parti sia andato meglio, basta guardare Mestre, che è ridotta a una via Anelli di 20 anni fa, quindi se vogliamo analizzare secondo la città metropolitana, diciamo che è un disastro epocale, e quindi io auspico che fra qualche anno ci sia un cambiamento, non so come, ma speriamo in qualcosa di diverso, perché lo schema attuale è fallimentare, sia in terraferma ma soprattutto a Venezia. Bene, su queste parole non proprio ottimiste, però dobbiamo anche vedere la situazione com'è. Comunque è stato anche l'anno in cui Venezia è scesa sotto i 50.000 abitanti, la città storica, per cui insomma problemi ce ne sono, ma insomma Venezia ne ha viste tante, per cui passeremo anche questa. Intanto ci apprestiamo a festeggiare l'anno nuovo, per cui vi facciamo tanti auguri anche da Venezia.com. Sì, mi dispiace per le polemiche, ma noi siamo fatti così. Tanti auguri a tutti, faccio gli auguri ai nostri iscritti, ai nostri simpatizzanti che ci hanno seguito. Noi siamo 15 anni che lottiamo per difendere Venezia, i veneziani e la cultura veneziana. Auguri a tutti e seguiteci, ma soprattutto sosteneteci. Ecco, noi invece siamo tantissimi anni che siamo qui per informare i veneziani di quello che succede a Venezia, così come tutte le redazioni del nostro gruppo. Grande Antena 3, grande, non ha mai posto un veto, ha sempre lasciato libertà totale a tutti di parlare. Grazie a Matteo Secchi allora di questo riconoscimento. E Anna, se non ci sono domande io ti restituirei la linea. Grazie.
Grazie, ma stavate creando un siparietto molto divertente, per cui io qui insieme ai nostri ospiti eravamo divertiti, compiaciuti. Grazie Matteo, buon anno. Filippo, grazie per il vostro collegamento e ovviamente sarà una meravigliosa serata a Venezia. Grazie, arrivederci. Venezia è stato l'anno appunto del calo degli abitanti, ma è stato anche l'anno in cui il Mose ha salvato Venezia. Ricorderete circa un mese fa le forti piogge e il Mose che si è alzato e ha salvato per la prima volta davvero la città dall'acqua alta. Allora, fuochi d'artificio a Venezia. Fuochi d'artificio sono quelli che vi promettiamo tra pochissimo, perché qui con noi apriamo un breve dibattito politico, ma breve ma intenso, con Claudio Borgia, vice sindaco di Montebelluna, Fratelli d'Italia. Buongiorno e grazie dell'invito. Claudio a tutti. E Roberto Grigoletto, consigliere comunale Terzo Polo. Buongiorno. Allora, fuochi d'artificio perché? Perché in realtà proviamo a commentare questo 2022 in cui c'è stato il passaggio dall'era Draghi all'era Meloni. Quindi Fratelli d'Italia dopo tanto tempo è arrivata al governo e io inizio subito, Claudio, a punzecchiarti perché è arrivata al governo e la manovra che è stata licenziata è stata giudicata una manovra un po' timida rispetto alle grandi promesse. Ci si aspettava una Giorgia un po' più aggressiva e invece insomma alcune cose in qualche modo hanno replicato il governo Draghi. Ovviamente sei qui per smentirmi e smentire quello che io ho appena detto. Beh, intanto punzecchiami pure, tanto qui come puoi vedere c'è molto da punzecchiare, ma a parte gli scherzi, io invece penso che conoscendo personalmente Giorgia, lei abbia delle qualità che insomma ha dimostrato in questo periodo. Quando bisogna, come dire, essere aggressiva è assolutamente aggressiva, quando c'è da essere coscienziosi e si assume la responsabilità del governo di una nazione, allora bisogna dimostrare altre qualità. Invece io penso che questa sia una manovra, ricordo, fatta anche in fretta e furia, perché siamo arrivati ad ottobre e è stata presentata e votata entro i limiti di legge, che insomma è sicuramente importante, e abbiamo dato risposte a famiglie, il nostro primo obiettivo, e a tutti coloro sono in difficoltà. Ricordo che a gennaio le bollette diminuiranno del 20%, che le prime pensioni verranno aumentate, ed è questo sicuramente un dato positivo, perché non solo le pensioni minime ma verranno indicizzate anche tutte le altre pensioni, e questo è sicuramente un fatto importante. Verrà aumentato, per esempio, ovviamente non posso riportare tutte le novità, però le più importanti: verrà aumentato l'assegno unico per le famiglie, e questo sicuramente è un dato importante. Sul cuneo fiscale si è lavorato e quindi ci sarà una diminuzione delle tasse sul lavoro, e questo è un buon intervento per le partite IVA. Assolutamente, ecco perché io anticipo Grigoletto sul tema, no, dell'evasione, perché l'evasione va affrontata secondo me in più modalità, no? Per cui è bene ricordare che in questi mesi sono stati assunti 3.900 nuovi dipendenti all'Agenzia delle Entrate, e grazie a questi 3.900 dipendenti si faranno ovviamente controlli, verifiche, e questo personale sarà a disposizione dei cittadini. Allo stesso tempo si è lavorato sulla diminuzione, come dicevamo, del cuneo fiscale, quindi il tema del lavoro. Ci sono delle agevolazioni per quanto riguarda gli imprenditori che assumono under 36, e questo è un altro tema, perché è questo poi quello che chi crea ricchezza, cioè i nostri imprenditori, devono essere messi nelle condizioni di poter assumere e di non avere dei costi sul lavoro come dire ingestibili. Altra cosa fondamentale, si è appunto per la prima volta data una stretta sul reddito di cittadinanza. Ecco, queste secondo me sono degli esempi molto chiari di come il governo Meloni in 2 mesi è voluto intervenire. Questo, come dicevamo, è la prima manovra del governo Meloni, però
insomma, è la prima manovra fatta in 2 mesi. La vera manovra, quella che, come dire, darà una visione della nostra idea di paese, sarà alla prossima. Quindi dobbiamo aspettarci ben altro, dice Borgia. Roberto, intanto ti farei proprio rispondere, no, a quello che ha appena detto Claudio. Cosa... Sì, è vero quello che dice Claudio, assolutamente. Cosa nel ti ha senso deluso che di questa manovra? Ma per la verità non tantissimo, nel senso che come diceva all'inizio, insomma, nell'introduzione ha ricalcato di fatto i passi del governo Draghi, ed era inevitabile, ma non solo per una questione di tempo, per una questione di realtà oggettiva dei fatti. La situazione è questa, siamo usciti dalla campagna elettorale e queste sono le cose che che si potevano fare e che si dovevano fare, e quindi grazie a Dio che è andata così questa manovra. Devo dare atto anche che la Meloni, tutto sommato, comunque non ha rivendicato per sé risultati o conquiste altrui, quindi è stata onesta da questo punto di vista. Ecco, l'unica cosa che mi ha deluso, che ha deluso anche il mio partito, il Terzo Polo, è la decisione che non capisco, perché mi sembra che ci sia più una impuntatura da parte della Meloni di non ricorrere al MES. E il MES invece è una misura importantissima. Ecco, peccato, un'occasione mancata, un'occasione sprecata, perché ci sarebbe davvero bisogno, e questo avrebbe consentito anche di dare risposte ulteriori anche a chi ha più bisogno. Chi ecco, resta ancora in attesa di risposte? Ma io te? penso che proprio per il discorso anche del reddito di cittadinanza, e concordo con Claudio che andava assolutamente rivisto, che così non poteva essere accettato, e che una misura diversa debba essere reintrodotta, io penso che le fasce più povere, più deboli della popolazione avrebbero sicuramente potuto beneficiare del MES. Ma non dimentichiamo che probabilmente, purtroppo, visto quello che sta accadendo in Cina, probabilmente un ulteriore investimento anche in previsione di una pandemia che non accenna, che non vuole assolutamente smettere, magari forse non sarebbe stato male prevederlo. Meloni aveva sempre detto di no al MES, certo. No? È sempre stata fedele, devo dire, in questo a se stessa. Perché no il MES? Più che altro non tanto fedele, perché la fedeltà è degli animali, ma è leale. È leale e coerente con quello che dice. All'opposizione ha sempre sostenuto che il MES non era uno strumento che andava utilizzato, perché ricordiamo, sono debiti che si aggiungono ad altri debiti. Per cui nel momento in cui siamo al governo del paese, proviamo in tutti i modi a recuperare con le nostre forze, con la nostra idea economica che è differente, lo capisco, dal Terzo Polo e dal centrosinistra, e cerchiamo di fare con quello che abbiamo, perché, ribadisco, avere lo strumento del MES significa sì avere del denaro e avere delle risorse immediate, ma poi hanno un costo, e questi costi, vorrei ricordarlo perché è bene anche farlo presente e ricordarci anche di chi viene dopo di noi, ricadrà sulle nuove generazioni che sono già incaricate di risorse, di debiti e di tutta una serie di situazioni che purtroppo hanno creato insomma, un debito importante per il nostro paese. Il vostro ragionamento è che creare debito poi dà la possibilità di fare investimenti, e è un debito che viene ripagato? Sì, esattamente, e oltre a questo io penso che la vera ragione, però questa è una mia considerazione, naturalmente, sia in realtà più ideologica, più politica di fatto, no? E cioè, insomma, meno abbiamo a che fare con l'Europa, meglio è. Allora, ma per lo stesso motivo non avremmo utilizzato i fondi PNRR, non è questo, cioè non c'è dietro questa scelta una volontà ideologica, anche perché Giorgia ha dimostrato, perdonatemi, io la chiamo Giorgia ma sbaglio, è il presidente Meloni, il presidente, lei vuole farsi chiamare il presidente, è giusto che la chiamiamo come preferisce farsi chiamare, il presidente Meloni. Scusate, ma conoscendola fin da quando sono ragazzino talvolta insomma mi è difficile, e il presidente Meloni ha dimostrato sul campo di essere non solo leale e coerente, ma di fare delle scelte, di prendersi la responsabilità delle scelte che fa, non insomma
su una visione ideologica o ideologizzata, anche perché non è il momento di fossilizzarci su quello, ma di andare oltre. Allora, a proposito di visione ideologica, vi facciamo sentire un Patuanelli shock intervistato dal vice direttore Ferdinando Avarino. La verità sul superbonus: dice, con il sistema dei crediti si era di fatto creata una moneta alternativa e questo all'Europa non andava, ecco perché ha messo Draghi a bloccarlo. Questo è quello che ha detto Patuanelli e Ferdinando Avarino, ve lo facciamo ascoltare e poi lo commentiamo insieme. Il 110 aveva dei massimali per singola lavorazione, dei prezzieri di riferimento, una certificazione della classe energetica e una certificazione fiscale sul credito. Le truffe sul 110 sono dell'ordine dello 0,9%. Non ci sono state le truffe sul 110% e i prezzi. Ma perché lo diceva Draghi, lo diceva il suo ministro dell'economia? Ma perché il vero problema è la cedibilità del credito e che l'Europa si è resa conto che abbiamo sostanzialmente creato una moneta alternativa. Questo è l'elemento centrale. E quando è arrivato Draghi, adesso sto dicendo una cosa che verrà ripresa probabilmente non soltanto a livello locale, e quando è arrivato Draghi gli è stato detto: guarda, questa cosa devi mettere un freno. Punto. Questa è la verità. La criptovaluta dell'Italia. La cedibilità extrafiliera, erga omnes con un numero di cessioni infinite, di fatto ha creato una moneta alternativa e questo all'Europa non piaceva. E quindi si è intervenuti con il più filo europeista del Draghi, dicendo: guarda che sta cosa devi bloccarla. Superbonus 110. Claudio Borgia, partiamo da te. Cosa dici di quello che è stato appena detto? Io credo che il senatore Patuanelli abbia detto una cosa molto importante, molto chiara, ma allo stesso modo grave, cioè nel senso che il Movimento 5 Stelle, sapendo che Draghi insomma, è stato messo dall'Europa lì anche per questo motivo, quindi sostiene che è intervenuta l'Europa sulla politica nazionale e già questa è una cosa grave. Dice inoltre che è stato messo lì per bloccare, fermare una come dire, norma, un'azione politica, una politica attiva voluta dal Movimento 5 Stelle, e loro, consapevoli di questo, sono rimasti nel governo. Beh, insomma, si sono dati la zappa sui piedi, cioè significa che il Movimento 5 Stelle, ma lo ha dimostrato, era disposto a tutto pur di rimanere seduto sulle poltrone al governo. Detto questo, andiamo su quella misura, sul 110, sul superbonus. Io penso che quella è una delle pochissime azioni che il governo ha fatto bene. Ha fatto bene, ha messo in campo, era gestita anche in modo corretto. È ovvio che purtroppo talvolta, come dappertutto, ci siano delle come dire, soluzioni e soprattutto delle situazioni che poi sconfinano nell'illegalità, ma fa parte del gioco, no? Purtroppo. È bene però stanarli. Bene invece ha fatto la Meloni e il governo Meloni a riproporlo, però con un abbassamento del 90%, perché non si è mai visto in un paese come dire occidentale, in un paese civile, che insomma non solo come dire c'è una misura del genere, ma attraverso questa misura poi si creino tutta una serie di come dire situazioni complicate, difficili, proprio perché oltre al costo del lavoro c'è quel 10% in più, portandolo al 90%, ovviamente la situazione... È una misura che ha sofferto, no, del male dell'Italia, che è quella della burocrazia. Io penso che sia una misura corretta, hanno fatto una misura corretta. Cosa dici di quello che ha detto? Ma io concordo sulla correttezza della misura, sull'opportunità. Certo, è anche vero che alcune cose probabilmente debbono essere anche riviste, perché dobbiamo ammettere che qualche problema, insomma, c'è in giro per il mondo, per l'Italia, voglio dire, con l'applicazione di questa misura. Quindi qualche correzione sicuramente va apportata e più attenzione deve essere assolutamente prestata. Sul controllo. Quanto al senatore Patuanelli, io anche qui concordo con Claudio, ma io dico anche questo: poi però se ne sono andati e hanno fatto cadere il governo Draghi, tra le altre cose, visto che l'ha messo l'Europa poi l'hanno fatto cadere. Ma al di là di questo dico che io trovo abbastanza, se mi permette, con massimo rispetto, un po' patetico, insomma, che dopo la fine di un governo chi era dentro venga a dire ma sapete che in realtà Draghi l'ha messo l'Europa. Cioè stucchevole abbastanza come uscita. Shock l'avete nominata, io la chiamerei stucchevole. Allora, un'altra novità di questo 2022 in realtà è un po' il terzo polo.
Terzo polo che è nato con le ultime politiche, che ha riscosso insomma alla fine una buona percentuale di consensi e che deve un po' capire, lo vedremo anche adesso nelle amministrative a Treviso, come posizionarsi, no? Se andare un po' più verso destra, andare un po' più verso sinistra. Qual è la natura di questo terzo polo, la vera natura? E lo chiedo a te, Roberto, che sei passato dal Partito Democratico al terzo polo, quindi hai fatto una scelta di campo. Sì, in realtà scelta di campo fino a un certo punto, nel senso che io mi sono sentito di rimanere coerente con le mie idee, con la mia storia, andando nel terzo polo, perché il Partito Democratico, quello che è nato appunto nel 2006, non è più il partito perché ha smarrito le ragioni. Non è più quell'insieme, quel contenitore di culture e tradizioni diverse, è un partito ormai, l'hanno chiamato radicale di massa, un partito di sinistra, e c'è bisogno certamente di un partito di sinistra, posto che a mio avviso è abbastanza insidiato dai 5 Stelle in questo momento, e quella parte riformista, quella parte cattolico-democratica, quella parte centrista, insomma, che dentro era nel Partito Democratico e anzi era uno dei soci fondatori del Partito Democratico, di fatto non è stata più riconosciuta, e quindi credo che la sua casa naturale sia per forza di cose un'altra. E quindi per rispondere alla tua domanda, qual è la collocazione del terzo polo? È quella di essere un partito di centro, che fa delle scelte non di androttiana memoria, dei due forni, andiamo da una parte o dall'altra, dipende ma piuttosto una scelta sui contenuti, e lo ha dimostrato, insomma, le proposte che Calenda ha fatto al Presidente del Consiglio Meloni e che la Presidente ha accolto, oppure, se vuoi, anche più banalmente, ma fino a un certo punto, quello che è la nostra condotta in Consiglio Comunale a Treviso, e cioè di dire che se la Giunta Conte fa bene si approvano le decisioni della Giunta Conte, se fa male si bocciano. Io penso sia una politica di responsabilità, ma se vuoi anche di pragmaticità. Forse di questo c'è bisogno. Ecco, il disagio, e concludo, che io provavo nel PD, anche nel gruppo consigliare, era proprio questo, no? Di fare una opposizione ideologica. Io seguivo qui il tuo ospite qualche tempo fa, il consigliere Pelloni, no? Sì. Che diceva ma l'iniziativa che hanno fatto il terzo polo, insomma, è una dichiarazione di intenti, non vale niente, eccetera. Ma non si è riusciti nemmeno all'opposizione, il partito non lo permetteva, il gruppo consigliare, di fare proposte costruttive. Bisognava sempre dire no a priori. Io penso che questa politica sia assolutamente sbagliata, perché non fa gli interessi dei cittadini. I cittadini vogliono delle soluzioni e se ci sono delle buone idee, perché non approvarle anche se sono gli avversari che le propongono? Lei dice così non disperdiamo la nostra identità, ma invece la costruiamo, scegliendo sulla base di una ratio, senza preconcetti senza politici. Pregiudizi e senza ideologie, sì. Poi succede che ad esempio si vota il decreto, quello per i rave, e la maggioranza, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, un po' vada a vacillare. Come la possiamo raccontare questa maggioranza e che cosa è successo secondo te, Claudio? Sono, come dire, questioni interne, nel senso che può capitare che ci siano all'interno della maggioranza stessa delle diversità. Se ne discute, io sono sempre per discuterne internamente e quindi mai palesarlo esternamente, perché la credibilità di una coalizione è quella che va compatta, è unita, discute il proprio interno ma poi vota in modo compatto, cosa che poi è successa. Quindi è normale che ci siano delle visioni e delle vedute diverse, però quello che conta poi è il risultato. Il risultato è che è stato approvato e da oggi in poi abbiamo affermato una cosa molto semplice, che in Italia, come del resto in tutta Europa, non è ammissibile che si occupi illegalmente uno spazio e all'interno di quello spazio si faccia tutto quello che si vuole, bypassando tutte le leggi di questo paese, spacciando, drogandosi e facendo di tutto e di più. Da oggi in poi, questo è grazie a questa norma, ci sarà un paese più civile. In Italia non si potrà più, non sarà più ammesso che insomma vengano organizzati raduni. Questi raduni, tra l'altro, solitamente questi raduni venivano organizzati da
non da cittadini italiani, ma gli organizzatori talvolta erano stranieri, erano insomma cittadini europei. Ma per dire cosa? Perché probabilmente in Italia non lo facevano nei paesi d'origine, perché in Italia era concesso tutto e quindi si facevano queste feste. La maggioranza è vacillata anche su diciamo, i nuovi protocolli legati alla sicurezza. Abbiamo sentito prima sicurezza sanitaria, abbiamo sentito prima Pregliasco e abbiamo raccontato come il modello Speranza rispetto al modello Meloni sia modello Meloni decisamente più morbido. Addirittura Forza Italia, alcuni parlamentari di Forza Italia non hanno condiviso il fatto che i medici che scelgono di non vaccinarsi, i medici Novax, non debbano essere reintegrati. Cioè, su questo devo dire Meloni molto morbida, e la maggioranza ha vacillato anche qui. Ma non è una questione di morbidezza, assolutamente. È una questione molto chiara e anche qui semplice. Nel momento in cui i nostri ospedali, la nostra sanità è in difficoltà sul piano del personale medico specializzato, perché ricordo a tutti, in Veneto come in tutto il resto d'Italia, forse il resto d'Italia ancora di più, c'è difficoltà di reperire personale, di reperire medici, di reperire medici specializzati. È un controsenso non permettere a chi in passato ha fatto una scelta diversa di poter essere reintegrato. E lo dico io che sono a favore dei vaccini, che sono vaccinato, tutta la mia famiglia è vaccinata, non abbiamo mai avuto nessun timore su questo, però posso capire chi invece ha avuto, come dire, una visione differente e non era convinto su questo tema, ma non per convinzione ideologica, perché i Novax sono un conto, ma chi invece aveva paura oppure da medico riteneva che tutto non fosse chiaro, ci può stare. Sono due categorie differenti: chi è ideologizzato come i Novax e lo fa a priori, allora, e tutti gli altri, chi ha paura, chi invece è un medico e legittimamente pone delle questioni. Detto questo, però, vorrei e ci tengo a ribadire che da una parte abbiamo Speranza, che era un politico e non si è mai occupato di sanità prima di diventare ministro della sanità. Qui invece abbiamo Schillaci, che è un medico, che è un ministro della sanità, laureato in medicina, che sa quello che dice, soprattutto si è occupato per una vita di medicina, di sanità, di scienza, e quindi abbiamo riportato la scienza al posto dove doveva essere, cioè al primo posto. Hai sempre, devo dire, in tutti questi mesi difeso l'alleanza del centrodestra, no? Punzecchiato un po' da me su varie questioni, tu hai sempre affermato che come tra le persone normali ci possono essere dei diverbi, insomma si può essere in disaccordo su alcune cose, ma tu hai sempre difeso la compattezza. Io credo fermamente nell'alleanza di centrodestra, nel centrodestra unito, da sempre, fin da quando sono ragazzino. Vi assicuro che in un'alleanza, per far sì che vada tutto bene, non ci si può impuntare ad ogni questione. Io per primo, e lo dico senza essere smentito, ho come dire, ingerito bocconi amari, ho fatto dei passi indietro per il bene della coalizione, per il bene del centrodestra. Dico sempre, io governo in una maggioranza di centrodestra a Montebelluna, dove c'è Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lista Civica. È normale discutere, avere visioni differenti e anche discutere animatamente all'interno, però poi essere coesi e compatti. Sarà un disco rotto, ma io lo dico spesso perché la gente, i cittadini, il popolo ci ha messo lì per governare, trovare soluzioni, cercare di migliorare la qualità della vita, e non ci si può fermare a discutere su una poltrona sì, una poltrona no, una scelta positiva, una scelta negativa. Bisogna cercare di essere risolutivi. Ho fatto questa domanda, Roberto, perché tante delle persone che sono confluite all'interno del Terzo Polo fanno parte di Forza Italia, facevano parte di Forza Italia, quindi c'è una buona parte dell'identità del Terzo Polo che ha valori riconducibili al centrodestra. I tuoi invece sono quelli riconducibili al centrosinistra. Quindi
ho chiesto questo a lui, come la vedi invece tu questa coalizione di centrodestra che oggi è al governo? Sulla base insomma delle varie discussioni che ci sono state negli ultimi giorni. Una coalizione che ha vinto legittimamente, quindi va rispettato il risultato sempre delle urne. Vedo l'insofferenza di Berlusconi, comprensibile ma non giustificabile per questo, perché mi sembra che i risultati percentuali siano chiarissimi, eloquenti. E sono in attesa, per la verità, delle mosse del capitano, perché mi pare che insomma Salvini qualche sorpresa probabilmente ce la riserverà. Ricordiamo sempre che Salvini non è Zaia, sono due partiti completamente diversi, però ecco, non lo so onestamente, visto il progresso, ma non solo il papete, ma insomma tutta la storia di Salvini, io sono qua in attesa della mossa appunto del capitano. Questo allentamento, no, sulle misure per quanto riguarda il Non mi trovo Covid. molto d'accordo con Claudio su questo, nel senso che trovo una leggera contraddizione, perché da un lato il presidente Meloni ieri ha detto ma insomma stiamo attenti perché questa epidemia che sta arrivando, insomma questo contagio dalla Cina, bisogna stare molto attenti. Il ministro ha detto attenzione, dovremmo probabilmente parlare di rimettere le mascherine al chiuso e comunque anche ricorrere al lavoro agile, insomma, anche se per le categorie deboli, insomma ci sono dei messaggi preoccupati che arrivano dal governo, e dall'altro questo allentare, secondo me in questo momento, entrando nel cuore dell'inverno, vista l'esperienza degli ultimi 3 anni, io sarei stato sinceramente molto cauto. Non vorrei che si sottovalutasse quanto sta accadendo in Cina, che chiusura totale, lockdown totale, adesso un liberi tutti e non si è risolto assolutamente nulla. Stiamo attenti, ecco, io sull'allentamento sarei stato un momentino un po' più prudente. Allora, prima qui con noi c'erano i sindacati, avete sentito cosa hanno detto? Alcune cose sono piaciute della manovra, ad esempio il fatto che le medie pensioni si siano alzate, insomma alcune cose sono piaciute, ma tutte e 3 le sigle sindacali continuano ad insistere sul livello di povertà dei lavoratori, cioè sul fatto che i salari continuano ad essere troppo bassi. Lucia Perina parlava del settore della moda, Visentin parlava ad esempio del settore della sanità, stipendi troppo bassi che mettono in fuga i lavoratori e hanno creato quel famoso fenomeno delle grandi dimissioni. Cosa ne pensi di questo tema, il grande tema del lavoro? Come se ne sta occupando questo governo? Credo che debba occuparsene fondamentalmente, perché è il grosso problema che il nostro paese ha. Bisogna dare atto, i sindacati hanno su questo, devo dire che hanno ragione a manifestare questa preoccupazione. Adesso, per carità, è vero che il governo si è appena insediato, probabilmente avrà una politica sul lavoro sicuramente e dovremo dare il tempo che la metta in pratica, però io penso che debba essere assolutamente questa una priorità, perché è vero che i salari sono troppo bassi, poi parliamo di disoccupazione, poi parliamo di gente che se ne va e lavori che non vengono peraltro nemmeno più svolti, c'è anche questo da dire, ma è tutto, voglio dire, un sistema che si mette in moto e che penalizza tutti. Quindi io penso che su questo tema del lavoro le prossime misure, se in questa finanziaria non è possibile intervenire, io penso che dovranno essere le prossime nell'agenda di governo, è assolutamente indispensabile. Quindi è una mancanza reale, no, che tu hai visto? È una mancanza reale che è dovuta certamente alla crisi economica che è seguita alla crisi pandemica e che ha aggravato ancora di più la situazione nel nostro Paese. L'attenzione ai salari, Claudio, dov'è in questa manovra? Allora, io ritengo che in questi 2 mesi si è fatto tutto il possibile. Ricordo che, vado a memoria, per quanto riguarda le partite IVA, prima era da 0 a 65.000 euro la possibilità di beneficiare del 15%, adesso si è aumentato a 85.000, vuol dire che chiunque partita IVA da 0 a 85.000 ha questo beneficio. Dall'altra parte c'è stato a novembre l'aumento definitivo per tutti gli statali, quindi gli statali e gli enti locali, quindi tutti gli statali hanno avuto un beneficio in termini economici da novembre in poi, quindi su questo
si è lavorato. Si è lavorato appunto anche con le imprese e soprattutto con i lavoratori sul cuneo fiscale, quindi da 0 a 25.000 ci saranno meno 3 punti, invece da 25.000 a 35.000 meno 2 punti sul cuneo fiscale. Questo è solo l'inizio. Io dico una cosa molto semplice anche qui. Noi possiamo lavorare sul tema dell'aumento dell'indennità o comunque dell'aumento degli stipendi nel momento in cui abbassiamo la pressione fiscale e soprattutto lavoriamo sul costo del lavoro. Ad oggi la pressione fiscale in questo Paese è circa sul 46% e ci sono picchi del 70%. Se noi lavoriamo su questo, lavoriamo sul costo del lavoro, cerchiamo di diminuire, è questo il lavoro che dovrà fare il Ministro del Lavoro e soprattutto il Presidente Meloni nei prossimi anni, lavorare su questo tema. Quando avremo la possibilità e diminuiremo il costo del lavoro, ci sarà la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato, ed è questo uno degli obiettivi del Ministro del Lavoro, di aumentare gli stipendi, perché è ovvio che in un paese civile, occidentale come il nostro, gli stipendi che ci sono oggi, soprattutto per le classi medio-basse, sono bassi. Lo dico io e lo dico da sempre, lo dico e mi batto da sempre, perché come sapete la mia è una tradizione politica che si è a destra, ma in quella destra sociale, e quindi attenta ai lavoratori, ai più fragili, ai bisognosi, quindi so benissimo quanto sia difficile arrivare a fine mese e c'è bisogno di lavorare su questo tema. No, per dire, se permetti, anche perché leggevo proprio anche gli ultimi sondaggi, le ultime rilevazioni che hanno fatto sul Corriere di questa mattina. Pare proprio che i lavoratori, pare proprio che le fasce più deboli, insomma, la popolazione si rivolgono più alla destra che alla sinistra. Questo è anche un dato, insomma. Quindi insomma è significativo. Qualcuno dovrà fare campagna acquisti. L'ultimo tema che per me è importante, visto che tu sei vice sindaco, tu sei stato vice sindaco in Ramanildo, una cosa che a me preme far emergere le amministrazioni comunali, i sindaci, quindi questi luoghi importanti che alla fine poi sono la casa dei cittadini, perché l'abbiamo visto, no? Da destra a sinistra il comune è davvero il primo vero punto di riferimento dei cittadini, la prima persona che deve dare delle risposte, e lo ha fatto in periodo Covid. Che cosa manca per i sindaci, che cosa ci deve essere, quale deve essere l'obiettivo in questo 2023 per questo governo? Lo chiedo ad entrambi, visto che appunto entrambi sapete che cosa significa amministrare un comune. Io dico solo una parola: risorse. Risorse, perché è chiaro che con le risorse si possono dare risposte immediate. È vero, come dici, sono proprio il primo interfaccia i sindaci dei cittadini. Vanno dal sindaco i cittadini a chiedere, e il sindaco deve poter dare risposte. Se non ha soldi, il sindaco non può assolutamente rispondere. Trattenute dalle tasse? No, io penso che sia il governo che debba impegnare risorse per gli enti locali, assolutamente, quindi stanziamenti da parte del governo centrale, io penso. E se posso dire una cosa, poi non so se farete titolo shock anche per me, credo anche comunque che, come giustamente dici te, il sindaco, essendo il primo interfaccia dei cittadini, deve essere un sindaco in mezzo alla gente, vicino alla gente, e che accoglie la gente. E ecco, vengo al punto: secondo me il sindaco Conte in questi anni questo è riuscito a farlo bene. Titolo shock. Claudio Borgia. Io sono d'accordo, mi sembra strano che in questa... Avevate promesso fuochi d'artificio. Ultimamente si va d'accordo con Grigoletto, con Roberto. No, molto semplicemente sì, abbiamo bisogno di risorse e questo il governo lo sa, come dicevo prima, mi sembra un disco rotto, però purtroppo è così, insomma, c'erano 2 mesi per mettere mano, sicuramente nei prossimi mesi ci sarà fatto dell'altro, servono delle risorse per i comuni, perché siamo in difficoltà con gli aumenti ovviamente delle opere e soprattutto con gli aumenti in generale anche delle bollette. Speriamo, come si diceva prima, che da gennaio, ed è quello che sappiamo e auspichiamo tutti, ci sarà una diminuzione del 20% del costo delle bollette, perché anche i comuni hanno le bollette, anche i comuni hanno gli aumenti dei prezzi per i lavori, eccetera eccetera. Io dico che a Montebelluna siamo riusciti a chiudere il bilancio in modo positivo, non abbiamo tagliato nessun
servizio essenziale, e questo è merito soprattutto del nostro sindaco, che è impegnato come tutti noi H24, e permettetemi di dirlo, del mio assessore, perché è di Fratelli d'Italia, assessore al bilancio Lucrezia Favaro, che ha messo veramente un impegno straordinario per cercare di non tagliare servizi e dare, come dire, una manovra, una piccola manovra del Comune di Montebelluna che potesse poi soddisfare e dare i servizi essenziali a tutti i nostri cittadini. Noi siamo un'amministrazione che sta in mezzo alla gente. Questa sera troverete il sindaco con i componenti della giunta e con alcuni consiglieri in piazza dal pomeriggio, poi questa sera ci sarà il Capodanno, quindi si festeggerà e cercheremo di dare a Montebelluna, insomma, dei festeggiamenti più che dignitosi, ottimi. Abbiamo fatto un Natale, abbiamo cercato di investire anche sul Natale per dare soprattutto alle famiglie e ai bambini un momento come dire, di affiatamento, divertimento, per cercare appunto di uscire dopo 2 anni difficili e complicati. Ecco, noi siamo un'amministrazione che sta in mezzo alla gente, stiamo insomma con i cittadini. Ecco. Grazie a Claudio Borgia, grazie a Roberto Grigoletto. Insomma, mi pare una mano tesa verso il sindaco Conte, mi pare sicuramente voi farete la vostra battaglia, le amministrative, ma mi pare di aver colto, insomma, nelle sue parole un apprezzamento nei confronti. Assolutamente sì. Va bene, grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci, buon anno anche a voi e grazie appunto per averci dedicato un po' di tempo in questa giornata importante. Noi andiamo in pubblicità e poi entreremo in una casa di riposo per vedere come sarà questa giornata per gli anziani che si trovano in casa di riposo, e abbiamo preparato anche una piccola sorpresa per voi. A tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. La tendenza meteo per il fine settimana di Capodanno conferma un'espansione più decisa dell'alta pressione, accompagnata da una massa d'aria eccezionalmente mite. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto cielo molto nuvoloso, con nubi basse, foschie e nebbie in pianura, a tratti fitte e persistenti per tutta la giornata. Sulle zone montane e pedemontane maggiori schiarite. Dopo il tramonto nuove riduzioni della visibilità. Temperature stazionarie, minime tra 5 e 8 gradi, massime invece comprese tra i 9 e gli 11 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo in prevalenza nuvoloso, con foschie e possibili nebbie. Sulle Alpi sarà un po' meno coperto, con la comparsa di alcune schiarite. Temperature minime tra 7 e 9 gradi, massime sui 10-11 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà diversa. Le nubi si dissolveranno in mattinata, lasciando spazio, come vediamo, al sole. Temperature minime intorno a 2-4 gradi, massime sugli 8-11 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Eccoci ben ritrovati, prima edizione dell'ultimo giorno dell'anno. Abbiamo aperto questa edizione dandovi la notizia della morte di Josef Ratzinger, Papa Emerito Benedetto XVI. Vi abbiamo fatto vedere le immagini del suo arrivo a Lorenzago nel Bellunese. Adesso invece vi facciamo vedere quando tra l'8 e il 9 maggio del 2011 Ratzinger arrivò a Venezia. Ecco, lo vedete camminare insieme al patriarca Morale
medaglia e la sua salita in gondola, il simbolo di Venezia con il saluto di Ratzinger. Dopo questa giornata Ratzinger celebrò una messa al Parco San Giuliano di Mestre e tra l'altro la diocesi ha reso noto il messaggio del Patriarca Francesco ai fedeli e tutte le comunità veneziane per la morte del Papa Emerito. Le parrocchie del Patriarcato sono state anche invitate dalla diocesi nella giornata di oggi a suonare le campane a lutto per il Pontefice Emerito. Insieme a questo messaggio è anche stata proposta una preghiera dei fedeli da inserire nelle celebrazioni della Santa Messa di questa sera e dei prossimi giorni. Ecco, intanto vi facciamo vedere le immagini, era l'8 maggio del 2011. Il Patriarca Francesco Moraglia e tutta la Chiesa che è in Venezia partecipano con grande commozione e dolore al lutto per la morte del Papa Emerito Benedetto XVI, con gratitudine e riconoscenza per il prezioso e autorevole servizio reso da Joseph Ratzinger a tutta la Chiesa e al mondo nella sua lunga vita di uomo, teologo, sacerdote, vescovo e Papa. Il Patriarca Francesco invita tutte le comunità parrocchiali e religiose, le rettorie, le associazioni e i movimenti ecclesiali a pregare in questi giorni. Ecco, guardate l'arrivo in piazza San Marco. Ora, come promesso, andiamo in casa di riposo. Proviamo ad entrare nella casa Marani. Per noi c'è la Presidente che è collegata. Presidente, buongiorno, salve Daniela, grazie per collegarsi con noi. Andiamo a vederla, eccola qui, la Presidente munita di mascherina. Buongiorno, allora entriamo in casa di riposo in questo ultimo giorno dell'anno, con lei ci sono gli ospiti. Che ultimo dell'anno sarà? Come festeggerete? Questo ultimo dell'anno sarà all'insegna libertà dal Covid. Sono finite le restrizioni, oggi è l'ultimo giorno di validità del Green Pass per l'accesso dei familiari per poter venire a trovare i loro parenti, ospiti da noi, e domani inizia un nuovo giorno e quindi si potrà accedere più serenamente senza le restrizioni precedenti, anche se ci è arrivata una comunicazione dall'USL che ci consiglia di mantenere le mascherine e comunque di adottare tutte quelle situazioni di sicurezza che possono evitare i contagi, visto comunque ancora la diffusione da Covid. Stasera gli ospiti avranno la possibilità di mangiare cotechino e lenticchie, hanno brindato anche oggi alla fine dell'anno, oggi pomeriggio avranno le visite dei loro familiari, domani ci sarà la messa per tutti e il pranzo di Capodanno con un brindisi e un pasto particolare per loro, ecco, e la presenza dei familiari. Ecco Presidente, è stato un anno importante, no, per le case di riposo che sono finite nelle prime pagine dei giornali, perché appunto sono state le prime a dover essere chiuse e poi finalmente riaperte, con tante problematiche legate ad esempio alla carenza di personale e al fatto che sono gli ultimi presidi rimasti ancora con il mantenimento delle restrizioni. C'è preoccupazione, Presidente, per l'annuncio, questa circolare che è arrivata, ma anche l'annuncio che il Covid potrebbe rialzare la testa? C'è preoccupazione anche tra gli ospiti? In questo momento non mi sembra che stiano vivendo una situazione di preoccupazione, perché comunque la casa di riposo è un luogo per loro sicuro. I nostri operatori, gli infermieri si prendono cura, cerchiamo appunto di far accedere solo familiari che abbiano il Green Pass e comunque con adeguate protezioni. In questo momento il Covid non fa paura, sono tutti vaccinati e speriamo che non ci siano varianti strane che in questo momento non possiamo combattere, certo, con vaccinazioni. Quanto importante è stato, Presidente, ritornare ad aprire le porte delle case di riposo per questi anziani e fare festa veramente come una volta? È stato importantissimo. Tra l'altro abbiamo dovuto affrontare degli incontri con l'USL proprio per stabilire le regole, per mantenere livelli di sicurezza, ma per fortuna abbiamo incontrato dei funzionari molto umani che hanno compreso la necessità di ripartire
e la soddisfazione degli ospiti quando abbiamo potuto riaprire la casa di riposo alle visite senza prenotazione come oggi è stato un momento molto importante e quasi commovente. Le feste sono stata un'altra iniziativa che abbiamo ricominciato ad avere all'interno delle case e ho visto molti familiari contenti di tutte le feste che sono state fatte, gli ospiti hanno preparato sono venuti a trovarci i bambini della scuola dell'infanzia di Fontane, abbiamo fatto le feste con i familiari, musica, hanno preparato dei doni fatti da tutti gli ospiti con le loro mani e quindi abbiamo ricominciato a vivere. Senta, ci sarà un grande cambiamento secondo lei quando da domani appunto non sarà più necessario il Green Pass per entrare in casa di riposo? Sarà un cambiamento, anche se il mantenimento di livelli di sicurezza continuerà a farci ricordare che il Covid c'è e non dobbiamo abbassare la guardia. Quindi di fatto ci limiteremo a non controllare più il Green Pass, ma tutto il resto purtroppo rimarrà. In questo momento tutti gli operatori ogni 10 giorni si sottopongono a tampone. L'USL ci ha dotato di un macchinario che processa i tamponi inviando i risultati direttamente all'USL e quindi stiamo cercando comunque di mantenere alti livelli di sicurezza perché non vogliamo che vi trovarci male. Senta, vorremmo fare gli auguri agli ospiti che vedo e ovviamente li ringrazio per aver scelto di essere presenti qui con noi in questa diretta. Auguri a tutti ovviamente da parte di Antenna 3. Non so se c'è qualcuno di loro che vuole dirci qualcosa o farci gli auguri. Sì. Magari intanto le presento Iva che ha 99 anni e a febbraio compirà 100 anni. La signora qui, che sta benissimo e fa tutto da sola, è bravissima. Se vuole salutare e fare gli auguri a tutti di buon anno. Se vuole salutare, faccio gli auguri a tutti. Sì, faccio gli auguri a tutti quanti. Perfetto. Guarda là. Guarda il signore. Abbiamo anche invece la signora Flora, che come avete visto invece è la nostra madrina, la quale ha preparato per noi l'anno nuovo di Gianni Rodari. E beh, se avete piacere ve la può leggere. Assolutamente sì, l'ascoltiamo. Bene. Prego, inizi pure. Indovinami, indovino, tu che leggi nel destino. L'anno nuovo come sarà? Bello, brutto, o metà e metà? Mi trovo stampato nei miei libroni, che avrà di certo 4 stagioni, 12 mesi, ciascuno al suo posto, un carnevale e un Ferragosto, e il giorno dopo del lunedì avrà sempre un martedì. Di più per ora scritto non trovo nel destino dell'anno nuovo. Per il resto anche quest'anno sarà come gli uomini lo vorranno. Grazie. Grazie a Flora, veramente che bel messaggio, è vero, perché poi alla fine l'anno è come noi scegliamo che sia, quindi davvero grazie per questo messaggio che è arrivato a tutti i nostri telespettatori, dalle sue parole e anche dal bellissimo albero di Natale che avete allestito. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Daniela Zambona, la presidente di Casa Marani, che ci ha concesso insomma di entrare un po' con queste immagini all'interno di un luogo così protetto. Daniela, se vuole aggiungere ancora qualcosa. Sì, vorrei fare gli auguri a tutti gli ospiti di Casa Marani da parte mia e del Consiglio e da parte di tutti gli operatori che ringrazio. Qui abbiamo un'infermiera che oggi è in turno, se vuole venire qua a Luana, salutare tutti con noi. Saluto tutti i loro familiari e veramente speriamo che l'anno 2023 veda il Covid sparire dalle nostre strutture e dalla nostra vita. Sarebbe veramente auspicabile e ci contiamo. Grazie e saluti a tutti, buon anno nuovo. Grazie.
Arrivederci, saluti a tutti voi, grazie, arrivederci e buon anno a lei e a tutti gli ospiti e a tutti gli anziani in realtà che passeranno e stanno trascorrendo queste feste all'interno delle case di riposo. E a proposito di case di riposo andiamo a Belluno con un servizio della redazione di Belluno che parla proprio delle RSA. Qui andiamo ad approvare il piano tariffario che è stato suddiviso in relazione alle prestazioni che vengono effettuate da SERSA, quindi dalle attività di tipo sociosanitario. La sintesi della delibera sugli aumenti per chi usufruisce dei servizi esterni della SERSA di Belluno, centro diurno, pasti, assistenza domiciliare, ha dato il là a un dibattito infuocato ieri sera in Consiglio Comunale, dove ha aleggiato anche lo spettro della chiusura della casa di riposo se la programmazione regionale non prenderà atto delle misure urgenti per salvare il salvabile. È intollerabile non aver ricevuto fino ad oggi una risposta soddisfacente e faccio notare che le proposte che oggi vengono discusse a livello regionale sono partite tra l'altro da questa conferenza dei sindaci. Lo scontro è stato durissimo perché gli aumenti contenuti nella delibera passata con i 18 voti della maggioranza, un astenuto, 11 contrari, sono lineari e non percentuali. Tutto a scapito delle fasce più deboli della popolazione. Chiediamo anche noi che questa cosa venga assolutamente rivalutata nei confronti delle fasce più basse, perché un aumento di 2 euro da 2 a 4 è una cosa, di 3 euro da 19 a 22 è un'altra. La richiesta di ritirare la delibera è stata bocciata e il futuro per i servizi offerti agli utenti esterni della SERSA è a tinte fosche. Non va meglio sul fronte dei posti letto, 119 su una capienza di 150 quelli attivati. Gli altri restano nel limbo a causa della carenza di personale. Gli attacchi alle mancate risposte della Regione non sono partiti solo dai banchi dell'opposizione e a dire l'ultima parola è stato il sindaco De Pellegrin. Dalle sollecitazioni avute dal consigliere Massaro e anche Vignato, che ringrazio perché insomma quello che hanno esposto è la realtà di fatti, ma vorrei assicurare che questa amministrazione nei confronti della Regione non è ferma, non è che non abbia visto queste cose e quindi si sta spendendo per questo. La retta che arriva dalla Regione ha chiosato De Pellegrin per gli stati vegetativi e la semi-residenzialità non è sufficiente. L'imperativo è quello di fare il possibile per sostenere questo servizio che è sanitario. Allora noi adesso ci colleghiamo con il nostro Federico Fusetti, andiamo nel Padovano perché ci sono delle novità. Ieri è stata disposta l'autopsia sul corpo di Maria Angela Sarto, la donna uccisa in casa. Il marito Giorgio Miatello è ancora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale. Ci sono gli esiti di questa autopsia. La figlia maggiore Diletta Miatello, lo ricordo, è in stato di fermo, si trova in carcere con l'accusa di omicidio volontario della madre, tentato omicidio del padre. A te Federico. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Questo collegamento da San Martino di Lupari per dare gli ultimi aggiornamenti sulla tragedia che ha visto coinvolta un'intera famiglia praticamente. Intanto va detto che nelle scorse ore è stato confermato il fermo di Diletta Miatello, che quindi rimane in carcere. L'avvocato l'ha incontrata, il suo difensore l'ha trovata davvero molto provata e sotto shock, ha detto, mentre è stata effettuata anche l'autopsia sul corpo di Maria Angela Sarto, 84enne, la mamma di Diletta. Un'autopsia che non è stata completata del tutto, pare che debbano essere eseguiti degli altri esami appunto autoptici, però qualche indicazione arriva ad esempio il fatto che la donna sarebbe morta dissanguata. Questa è un po' la causa principale appunto della morte, ma avrebbe subito anche altri colpi, una ventina sul volto e sulle costole, già una donna minuta che quindi ha ricevuto dei colpi molto forti. Inoltre c'è anche l'ipotesi che è stata trovata su una coperta e appunto l'ipotesi che l'omicida avesse poi intenzione di spostarla. Questa è un'altra delle ipotesi che è emersa, anche se ovviamente è tutto da chiarire. Intanto il padre di
Diletta, Giorgio Miatello, ricoverato ancora in gravi condizioni, però sta migliorando, quindi sembra che nelle prossime ore possa addirittura essere tolto dalla terapia intensiva. Come dicevo, autopsia che ora avrà bisogno di alcune settimane per l'esito degli esami che sono stati fatti, e un'altra ipotesi è che debba però essere completata con altri accertamenti. Questo lo sapremo nelle prossime ore. Direi che con questo è tutto e ti restituisco la linea. Grazie Federico Fusetti da San Martino di Lupari. Allora io per quest'ultima parte della nostra prima edizione vorrei salutare Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto. Buongiorno, grazie Fortunata per averci raggiunto. Buongiorno, ben trovata. E poi vorrei salutare Cristina Rigon, telefono amico di Padova. Salve Cristina. Buongiorno. Allora, una domanda velocissima ad entrambe prima di andare in pubblicità. Abbiamo appena visto il collegamento del nostro Federico, la notizia un po' che stiamo raccontando da diversi giorni è di questa figlia maggiore che viveva vicino ai genitori e che è sospettata di aver tentato di uccidere il papà e di aver ucciso la mamma. Fortunata, sarei subito da lei. È stato un anno in cui anche noi giornalisti abbiamo raccontato di tanti, diversi episodi di violenza scatenati spesso da persone che erano in cura nei centri di salute mentale, persone che vivevano un disagio psichico, erano in cura oppure insomma in qualche modo, per il caso di Diletta ad esempio si è scoperto che stava disertando anche le cure. Allora quanto bisogno c'è di ascolto sul territorio e questi percorsi di aiuto alle persone funzionano? Che cosa servirebbe in più sul territorio per provare se si può arginare episodi di violenza come questi? Sicuramente il bisogno di ascolto sul territorio su tutto il territorio nazionale sentito avrà sicuramente sentito Anna recentemente che l'ultima iniziativa del governo, quella del bonus psicologo, è stata richiesta da circa 300.000 persone, mi sembra solamente un decimo di queste richieste è stata accolta. Vediamo costantemente che anche in Veneto comunque i servizi sono sovraccarichi e quindi queste persone avrebbero bisogno sicuramente di essere seguite in maniera più costante, ma servirebbe prima di tutto che i servizi avessero più personale per poter seguire in maniera costante le persone che hanno in carico. C'è la tempestività forse che un po' manca, no? Ci segnalavano, il fatto che ci possa essere un servizio immediato, no? Non a caso oggi abbiamo contattato anche il telefono amico perché questo ad esempio è un presidio immediato, tempestivo, la possibilità di fare una telefonata, Cristina, ed avere qualcuno che immediatamente ti risponde. Quante persone oggi in più rispetto a prima, secondo lei, hanno bisogno di questo tipo di servizi? Quanta urgenza c'è nelle telefonate che voi ricevete? L'urgenza di un appoggio, di un sostegno, condivido assolutamente, è veramente molto notevole e molto importante. Noi non è una sensazione perché elaboriamo comunque dati anche a livello nazionale e rispetto al pre-Covid abbiamo visto un aumento del 75%, il che significa che nel 2021, il 2022 lo stiamo ancora elaborando come dati, abbiamo ricevuto 100.000 contatti. 100.000 contatti sia nel servizio telefonico sia dal servizio mail che quello WhatsApp. Questo è un numero veramente per noi impressionante e anche molto poco sostenibile per 500 volontari, perché comporta naturalmente che non tutti riescano ad accedere a questa possibilità che vuole essere un pronto soccorso emozionale, quindi un primo livello di accoglienza nel momento in cui una persona si trova in uno stato di difficoltà, di disagio o anche di solitudine. Quindi naturalmente noi non sappiamo nel momento in cui riceviamo i nostri contatti chi ci sta chiamando, anche se la maggior parte appunto dei dati ci segnala che oggi
i problemi che riguardano l'area che noi definiamo del sé, quindi della famiglia, degli amicale, delle relazioni, è quella assolutamente più importante, più significativa. Dottoressa Pizzoferro, questo 2022 è stato anche l'anno delle grandi reti, no? Voi avete presentato lo psicologo di quartiere, il grande lavoro fatto con le amministrazioni comunali per riuscire appunto ad essere presenti, quindi è stato un anno in cui si è acquisita anche sulla base insomma di tutte queste persone che hanno richiesto un aiuto economico per rivolgersi ad uno psicologo e chiedere aiuto, l'anno in cui si è maturata una certa consapevolezza del grande potere della rete nell'aiuto delle persone. Sì, sicuramente. Intanto mi corre l'obbligo di ricordare che lo psicologo di quartiere è nato insieme al Comune di Treviso dall'assessore alle politiche sociali, a cui va riconosciuto l'importante merito di aver voluto portare avanti questa iniziativa e di aver messo insieme sia il Comune che la ASL e altre associazioni del territorio. Direi che un merito sicuramente di questa rete è la vicinanza, la prossimità con le persone che appunto possono accedere facilmente ad un servizio, anche un servizio tempestivo che non è gravato da tutta la burocrazia che purtroppo è intorno ad altre iniziative come appunto quella recente del bonus psicologo, che ha visto le persone attendere mesi prima di sapere se poteva avere una risposta al proprio malessere, mentre è importante che questa risposta sia un po' più tempestiva, non certo a livello di un pronto soccorso, però non si può attendere mesi nel momento in cui c'è un disagio, ed è importante anche che la risposta sia vicina, ed è stato molto bello per noi vedere che da Treviso lo psicologo di quartiere si è esteso a tutto l'ambito, quindi molti comuni hanno abbracciato questa iniziativa. Ecco, con un emendamento del Partito Democratico questo bonus è stato diciamo prorogato, quindi rifinanziato, però le modalità, se non sbaglio, dottoressa, rimangono quelle, no? Quelle dove evidentemente bisogna attendere mesi per avere una risposta. Non è cambiato nulla. Sì, infatti, ecco, se da una parte sicuramente c'è da ringraziare chi ha cercato di rifinanziare questa proposta, tra l'altro so anche di esponenti di trevigiani del mio territorio, e quindi è importante che ci sia questa sensibilità, però è come sempre importante la rete, quindi queste iniziative vanno portate avanti di concerto con i professionisti per poter aggiustare anche il tiro su alcune disfunzionalità. Io ritengo che alcune iniziative istituite in una situazione di emergenza non possono essere riportate pari pari in maniera strutturale. Come ricordavo forse altre volte in cui ci siamo trovati durante il periodo Covid, nel momento delle emergenze alcune iniziative si fanno a volte la bella è meglio, come quando trovi una vittima per strada e se è necessario fare una tracheotomia lo fai con quello che trovi, anche in un ambiente non sterile, ma la stessa cosa non faresti in un intervento pensato e programmato. Quindi da una parte sì, è importante continuare a tenere presente che c'è un disagio dal punto di vista psicologico delle persone e impegnarsi in questo senso, però le iniziative vanno strutturate in maniera diversa per poter corrispondere in maniera appropriata ai bisogni della popolazione. Allora io proverei ad entrare in punta di piedi in questo disagio per provare a raccontare alcune cose che stanno succedendo. Abbiamo scelto di titolare sui giovani perché si sono resi protagonisti in diversi episodi di violenza in quest'ultimo periodo e volevamo aprire una piccola parentesi proprio dedicata ai giovani che possono aver bisogno di aiuto. Quindi andiamo in pubblicità e poi con le nostre ospiti parleremo di questo. Tra poco. 14:20, prima edizione, siamo nella parte finale, con noi telefono amico di Padova e la vicepresidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto. Proviamo a entrare in punta di piedi, come detto, dentro a questa fragilità. La fragilità, l'instabilità sono parole che abbiamo utilizzato molto anche noi giornalisti nel raccontare episodi di cronaca nera che hanno riempito le pagine dei giornali di questo 2022. Dottoressa Pizzoferro, parto da lei. Fragilità, ma si può, ci sono degli strumenti che abbiamo per identificarla questa fragilità, per provare ad arginarla? Perché questa fragilità è sempre più manifesta?
Intanto l'età adolescenziale di per sé è un'età difficile perché è l'età di passaggio dall'essere bambini all'essere adulti, quindi è una sfida esistenziale. Poi trovo che in questo periodo gli adolescenti vengano visti sempre con una certa negatività, un certo fastidio, anche laddove l'idea di fare bambini in qualche modo portata avanti come un valore nella società, pare che a un certo punto questi bambini da persone piccole che vanno accudite diventano persone che non si sanno gestire, mentre in realtà gli adolescenti hanno un ruolo compito evolutivo molto specifico. Passare da essere come gli adulti a essere qualcosa di diverso, cioè diventare loro stessi degli adulti diversi da chi li ha preceduti, e questo già genera un conflitto. La fragilità di questa età difficile può venire ascoltata, quindi laddove ci sono dei comportamenti di allontanamento dagli amici, il chiudersi in camera, il non voler parlare con nessuno, andare molto male a scuola, qualunque disagio, anche il non dormire, dei forti dimagrimenti, aumentare di peso, sono tutti cambiamenti che devono essere visti e ascoltati. E se li guardiamo e li ascoltiamo, allora potremo anche sapere in che modo poter rispondere. Se non lo sappiamo, possiamo chiedere aiuto dei professionisti che ci possono indicare la strada. Quindi non dobbiamo avere paura di questi cambiamenti. Non dobbiamo mai avere paura dei cambiamenti perché la vita è il cambiamento, quindi oggi siamo proprio in una giornata di passaggio tra il vecchio e il nuovo, che altro non è che un cambiamento, che molto spesso viene visto allo stesso modo tra bianco e nero. Il vecchio va buttato via e il nuovo sarà completamente positivo. In realtà non è così, noi continuiamo a cavalcare i cambiamenti. E se non ci rigidiamo nelle posizioni che le cose non possono essere diverse, allora li potremo accogliere e anche viverci in maniera più comoda. Senta Cristina, sono da lei tante tensioni che anche noi insomma, abbiamo raccontato in questo 2022, sono tensioni che avvengono all'interno delle famiglie. Le persone che vi contattano, che chiedono aiuto, hanno situazioni familiari difficili. Ci può confermare questo dato che spesso i grandi disagi in qualche modo nascono e si nutrono all'interno delle famiglie? E come si interviene, come intervenite? Beh, assolutamente sì, il disagio è comunque, nasce e si nutre all'interno della famiglia, ma comunque è anche un disagio, se vogliamo, esistenziale, quindi chi ci contatta lo fa principalmente perché non ha accesso alla rete oppure non si sente di accedere alla rete della propria esistenza, che può essere quella amicale, familiare, dei colleghi, perché magari prova vergogna per la situazione che sta vivendo e non vuole assolutamente renderla nota. Quindi in una società un po' performante come la nostra c'è ancora la necessità un po' di dare un rilievo maggiore a quello che si appare piuttosto a quello che si sente e che si soffre. Quindi questi disagi aumentano e lo vediamo in particolare appunto nei ragazzi, perché è una fascia che ci contatta tantissimo. E a partire dal momento del Covid, quindi dal 2020, sono anche qui triplicati i dati, ci contatta prevalentemente in maniera scritta, quindi favorisce la chat e favorisce comunque il WhatsApp e ci racconta di grandi difficoltà, naturalmente legate sia un po', come diceva la dottoressa Pizzoferro, all'età adolescenziale, ma anche al fatto che questo periodo sicuramente ha inciso notevolmente sulla condizione di vita che loro vivono e che vivevano, perché comunque li ha costretti in qualche modo a comunque ridurre anche le attività sociali che in precedenza avevano. Già l'adolescenza comunque è un momento un po' difficile, di passaggio, di fragilità, quindi l'essere comunque chiusi in casa senza possibilità di riaprire la socialità, questo ha inciso notevolmente. In più quello che oggi noi vediamo, quindi la guerra ma anche l'instabilità economica che crea delle difficoltà serissime anche a livello di prospettive esistenziali, fanno sì appunto che questo
crei una maggiore fragilità, una maggiore vulnerabilità, un maggior malessere anche nei ragazzi. Ovviamente non solo nei ragazzi, però devo dire che i dati sono molto importanti e sono molto significativi e molto spesso noi tentiamo comunque, dopo che li ascoltiamo, anche di indirizzarli verso dei professionisti, perché questo è quello che noi insomma desideriamo fare. Ma anche qui c'è una grossa parte che ci risponde che o la famiglia non lo vuole, quindi sì, purtroppo anche questo, c'è questo da combattere su questo aspetto, oppure non ci sono le possibilità economiche, quindi ben vengano anche questi bonus naturalmente psicologici, però dovrebbe essere fatto molto di più, perché oggi noi facciamo quello che possiamo, ma in realtà c'è tanto disagio e tanto che andrebbe anche seguito in maniera molto più strutturata, come diceva un po' la dottoressa Pizzoferro. Noi ci siamo e riusciamo ad offrire quello che possiamo all'interno di una relazione d'aiuto che comunque è transitoria, perché è il tempo di una chiamata e di una chattata. Ci rendiamo conto allo stesso tempo che certi tipi di disagio, molti tipi di disagio, soprattutto nelle chat noi sentiamo tantissimo autolesionismo, tantissimi disturbi alimentari, tantissimi ragazzi che parlano di suicidio, molto andrebbe probabilmente sostenuto anche di più a livello istituzionale. Ecco, quindi dottoressa, ben venga il bonus psicologo, come dice Cristina, però che diventi un intervento più completo, più strutturale, più snello, no? Anche un po' come diceva lei. E mi piace ricordare in questo ultimo giorno dell'anno che proprio l'Ordine degli Psicologi ha messo in moto, insieme al Cantiere delle Donne, un programma per, ad esempio, l'educazione economico-finanziaria delle donne, no? Proprio per riuscire a potersi permettere anche eventualmente interventi di questo tipo. Dottoressa Pizzoferro, con Fatte le Brave avete dato il via ad un percorso dove si dice alle donne, no, che l'autonomia finanziaria è un passo importante, no? Sia per la loro libertà ma anche per la presa di coscienza di poter in qualche modo crearsi la propria vita, no? E la propria autonomia. Anna, anche un attimo un passo indietro, perché giustamente il tema degli adolescenti, dei giovani è molto sentito. Ci sono molte associazioni sul territorio, associazioni volontaristiche, le parrocchie, anche i gruppi di pari. È molto bello laddove il territorio si struttura per ascoltare, però è anche importante che quando si profila un disagio sapere che è necessario rivolgersi a un professionista, e sul territorio veneto comunque ci sono dei servizi dedicati ai giovani. Ci sono le UFDA, che sono delle strutture dedicate appunto agli adolescenti, alle quali si possono rivolgere, e se la famiglia non è d'accordo, non è un motivo per il quale bisogna semplicemente fermarsi, perché comunque con la famiglia si può parlare, si possono comprendere quali sono queste motivazioni e possono cambiare idea. Comunque laddove un minorenne avesse concretamente bisogno d'aiuto di un professionista, si può chiedere al giudice tutelare di essere autorizzati. Quindi non dobbiamo fasciarci la testa pensando che gli adolescenti non possano essere seguiti, dobbiamo fargli conoscere il più possibile i servizi del territorio e le modalità con le quali possono essere aiutati. Allo stesso modo, mi aggancio a quello che lei stava dicendo, e noi stiamo cercando di arrivare anche alle donne per prevenire la violenza, perché molto spesso la violenza fisica, la violenza verbale, la violenza nelle relazioni intime, perché la maggior parte delle volte la violenza si consuma dentro le mura domestiche, è collegata anche a una disparità economica. Molte donne hanno timore di non poter da sole autogestirsi, di non avere un luogo dove andare, e spesso si sentono sottomesse a un uomo perché non hanno un'autonomia economica. Per questo insieme al Cantiere delle Donne abbiamo abbracciato questo progetto, che è un progetto in divenire lungo tutto il corso dell'anno, che vede 8 incontri con tantissime professioniste di varia astrazione, sia legale, parlano di investimenti, e anche dal punto di vista psicologico, per fare insieme alle donne un percorso che le porta a rendersi autonome dal punto di vista concreto del sapere come fare ad investire i propri soldi, ma anche dal punto di vista dell'autostima, di sapere che è giusto così e non si sta tradendo qualcun altro se si pensa a se stesse. Grazie, quindi insomma
dei percorsi ci sono, delle possibilità, delle opportunità ci sono, e era importante anche per noi ricordarlo e farvelo sapere anche in questo ultimo giorno dell'anno. Ringrazio la dottoressa Fortunata Pizzoferro, ringrazio Cristina Rigono, ho sforato un po' di minuti ma spero che mi perdoneranno. Grazie per essere state con noi. Arrivederci, buon anno. Arrivederci. Grazie, buon anno. Arrivederci. E grazie a voi telespettatori, questa era l'ultima diretta dell'anno, ma l'informazione torna questa sera su Antenna 3 a partire dalle 18:30. Grazie, arrivederci.